amiche belline ed amici bellini, dai, poi nel frattempo c'è anche una partita che sta andando avanti, ma ci interessa relativamente, e vi spiego il perché. New normal, ambrabam tattico, ok, benissimo, facciamo tutte le cose che dobbiamo fare, belline e non, e insomma andiamo per ordine. Buonasera, salutiamoci tutti prima di tutto e poi parliamo di tutte le cose di cui dobbiamo parlare. Torno indietro nel tempo per chi aveva già messo il like preventivo. Mi farebbe piacere trovare parecchi like finali alla fine di questa live, perché è un'iniziativa così interessante che a qualcuno è piaciuto. Leggo per esempio Simone, una bellissima iniziativa, qui in Australia sarà notte, lo capisco benissimo e purtroppo non vi vedrò live, ma il mio like preventivo è d'obbligo e io lo apprezzo tanto. Simone, Polli che apprezza Simone, e Polli poi dopo ci sarà un intervento programmato interessante, dice Edoardo, spero di potermi collegare a like preventivo garantito, quanto siete bellini. Ho commentato Sweet Pasta, ci dice la live di Del Genio, li ho scatenati sul finale, che emozione, Madonna. Bene, like preventivo messo di Carlo Miele. Pasquale, caro tenuto, cosa ne pensi se Aurelio passasse il testimone a suo figlio Luigi? E questo è un tema, sicuramente si sta ragionando, questi passaggi ovviamente in famiglia, visto che non si può mantenere la doppia proprietà. Questa è una delle ipotesi che si possono fare qualora Aurelio decidesse di essersi stancato, insomma, può essere pure, perché insomma all'età il combattere con certe dinamiche potrebbe essere. E io ho sempre detto una cosa, caro Pasquale, ogni volta, ma molto prima che ci fosse la doppia proprietà e mi dicevano ma perché non vende così, io ho sempre detto una cosa, secondo me De Laurentiis ha intenzione di lasciare una legacy, nel senso la famiglia, no? Dato che il cinema comunque sta andando a scemare come azienda in generale, lasciare una legacy per i figli eccetera eccetera, e quindi tenersi il Napoli fino alla fine e poi lasciarlo ai figli. Questo mi è sempre stato un'idea di intuizione, perché poi non lo possiamo sapere. Pier Davide ci dice forza ragazzi, ma ancora di più forza ragazze, nel periodo in cui il calcio femminile diventa professionistico, quindi non possiamo più ignorare la presenza delle donne nel calcio. E Pietro ci dice a Napoli-Genoa forse sarò in curva A, forse la linea da adottare secondo gli Ultras sarà quella di non esultare al gol, sono giovane e tifoso, non esultare va contro di me, ed è giusto, come si fa a non esultare? Cosa devo fare? Caro Pietro, è difficile per me darti una risposta. È chiaro, il mio primo istinto è dire vai tranquillo, esulta e non ti preoccupare. Non credo che insomma possano esserci poi problemi se un ragazzo, non so quanti anni hai, ma insomma magari non andarci da solo, stai tranquillo con qualche compagno, con qualche amico, con qualche parente e goditi la partita. E se il Napoli segna vedrai che gli stessi ultra, magari c'è una frangia un po' più estrema che si mantiene, non la guardano nemmeno la partita, alcuni stanno di spalle. È tutto un altro modo di vivere il calcio. Tu sei un tifoso, ti trovi in curva A, curva B, si esulta, non c'è dubbio. E Antonio pure ti dice esulta pure. Stream Elements sta funzionando, si blocca tutto, ecco, si è bloccato tutto momentaneamente, ma resistiamo. Angela Torre, buonasera. Buonasera Alberto, buonasera Giorgio Mele, il livello di questo canale è altissimo anche grazie alle donne competentissime che abbiamo e non c'è dubbio, e speriamo ragazzi, io a tutte le ragazze che vogliono partecipare a questa live, io ho lasciato il link per una questione anche di opportunità e pratica nel canale Telegram che trovate in basso in descrizione, quindi qualora non siate iscritte al canale Telegram lo potete fare al volo, poi magari lo volete cancellare, troppa roba sul cellulare, va benissimo, trovate tutti i link lì
e dopo tra una mezz'oretta ci sarà anche questa sorpresa che vi ho annunciato già praticamente nel titolo, e quindi ne sapremo di più da una donna che fa parte degli addetti ai lavori. Ma io devo mutare le cose, perché no, questo è il lavoro e questo è il lavoro, quindi prima di mutare fatemi leggere un attimo. 5:21, perché queste sono serate, tutto a posto, sì, tutto a posto, confermato. Tra l'altro vi anticipo che domani sarà complicata per me andare live, probabilmente sarà complicato anche vedermela perché la partita è di mattina e quindi io sono già in viaggio. Recupereremo la live dove si parlerà della partita col Torino, che a me comunque interessa, domenica, quindi state tuned. E quindi buonasera, e buonasera ad Anna Rita, a tutti gli amici bellini, ma soprattutto alle amiche bellissime. Vincenzo Altrui, buonasera amiche ed amici bellini, buonasera Fernando Fico, Sara Nevano, Internos, buonasera a tutti, Valentina Savino, che bello la presenza di tutti voi. Qua l'abbiamo risposta. Francesco L, che fortuna per i tifosi interisti e milanisti sperare fino all'ultima, e lo so, noi proveremo mai questa emozione, non lo so Francesco, siamo in un momento di criticità, il Napoli si trova di fronte a un momento che potrebbe essere una mini rivoluzione, perché sappiamo che dobbiamo abbassare gli ingaggi e quindi abbassando gli ingaggi è più difficile competere. Mi può dare una speranza semplicemente il fatto che il livello della Serie A non mi sembra andare verso una competitività impossibile da raggiungere. Il Napoli può rimanere là se indovina tutti gli acquisti. Certo è che per competere fino alla fine serve di più e di meglio, non solo a livello di reparto di giocatori, ma anche a livello societario, a livello di comunicazione, perché oggi ne abbiamo vista un'altra inenarrabile. Rossana, anche lei, buonasera a tutti, buonasera Losco, anche da Leo, un bacio a Leonardo, a Camilla, buonasera alle amiche bellissime, buonasera, come chiamerai Quaraschelia, penso che un po' di rasca ci vuole all'inizio. Qualcuno dice Quara, qualcuno dice Kvaraschelia o Karaschelia, aspettiamo che lo dica proprio lui, come abbiamo scoperto di Osimhen, ma tanto facciamo sempre quello che ci pare, perché su Osimhen tutti quanti continuano a chiamarlo Osimhen, e quindi alla fine Zizi, per me sarà Zizio, e speriamo che faccia un ottimo impatto. Sandra Regina da Silva, direttamente da Santa Caterina, Brasile, bellissimo, fantastico. E andiamo a leggere altri messaggi. Buonasera Valerio, che bella conferenza stampa, abbiamo fatto uno step importante. System failure, è come se il sistema abbia fallito, proprio nel tuo nome c'è stato un cortocircuito generale. Poi ho letto, ci sono illazioni che Spalletti non sia andato perché in rottura con la società per il fatto di Ospina. A me sembrerebbe un po' strano, anche perché ragazzi la riflessione da fare è questa. Guido ce lo disse ai tempi non sospetti, poi magari non avverrà, ma Guido quando gli si chiedeva Meret, Ospina, che si fa, chi si sceglie, Guido ci ha detto è probabile anche che li perdiamo tutti e due e dobbiamo comprare due portieri, e ce l'ha detto Guido, e noi se seguiamo questo canale un motivo ci sarà. Io stesso lo seguo il canale per questo motivo qua, e ci troviamo oggi di fronte alla notizia che Ospina valuterà le varie offerte perché è un portiere internazionale a scadenza che ha appetito, e se il Napoli deve abbassare gli ingaggi non vedo perché Ospina debba fare un piacere a noi. Di conseguenza non sappiamo quello che è così, però non credo che sia questo il motivo per cui Spalletti non si è presentato alla conferenza, perché queste cose in società le sanno già e lo stesso Spalletti lo saprà già. Quindi non sappiamo se poi questo poi scatena. Adesso abbiamo preso la Champions, gioca Meret, perché abbiamo puntato su Meret. Sarebbe stato bello chiederglielo. Non c'era Spalletti, quindi non gliel'hanno potuto. Anche chiederlo al preparatore dei portieri sarebbe stato inutile, quindi non c'è proprio problema. Ce le dobbiamo inventare certe notizie. Già fatto.
Ho messo il 17° like, no, quale Yell? Il 17° like è il like di Hamsik, non se ne parla proprio, Gioletta, va benissimo. Hamsik campione con la sua squadra. Buonasera Paolo, buonasera a tutti gli associati. Anna Maria Pistone, buonasera. Sergio, come non andarci da solo? Che le curve comandano a casa altrui? No, vabbè, in generale è sempre più bello andarci con un amico allo stadio. Poi c'è anche chi ci va in solitaria e si può divertire comunque, ma a me è sempre piaciuto essere in compagnia di persone con cui insomma ti scambi una chiacchiera, eccetera, eccetera. Poi ti trovi allo stadio, puoi fare nuove amicizie, non c'è dubbio. Jacopo, buonasera a tutte e a tutti. Non c'è problema, caro Pietro. Tony Med, Stevam, stasera scarfiamo la colla. Certo, scarfiamo la colla, richiamando Edoardo con ovviamente questo è Natale in casa Cupiello, non c'è dubbio, perché non si deve esultare, capisco tutto, ma sosteniamo i nostri giocatori. Sono le ultime 3 partite che a me interessano moltissimo. Io capisco lo staff di Spalletti che insiste e rimarca: abbiamo raggiunto l'obiettivo societario, non c'è dubbio, levatevi da addosso, scendete dalla spalla perché abbiamo vinto, eccetera eccetera. Però non è finita. A me farebbe piacere un po' per l'economia, perché sono 2 milioni in più e qualcosa di diritti TV in più l'anno prossimo. Mi fa piacere per il prestigio, perché ti lasci dietro la Juventus e noi tifosi ce lo meritiamo anche uno sfizietto. Se non se lo vuole togliere De Laurentiis, ce lo possiamo togliere noi tifosi. E poi perché chiudere bene ti aiuta poi a ricominciare meglio, perché è il trend che conta e lo abbiamo visto. Vale, buonasera, ci sono tante spunti che mi darete oggi, non c'è proprio dubbio. Buonasera, era da molto che non potevo seguire una live. Marco, ma si recupera sempre, grazie mille. Marchetto non nel senso delle marchette, perché poi Marco, mi viene sempre un vezzeggiativo perché siete bellini. Piccola pausa lavoro, scappo subito. Buonasera a tutti a Shai Shio no Sparkly. E non c'è problema, direttamente dal Brasile, abbraccio. Buonasera amici e amiche. Vale, che belle sono state le semifinali. Valentina, sì, ne possiamo parlare, ma nel frattempo ringrazio e saluto Diego Pugliese. Buonasera Vale, un abbraccio da Barcellona. Barcellona ci fa pensare alla Spagna, la Spagna ci fa pensare al Real Madrid. Le semifinali entrambi, fai bene a dirla al plurale, perché la stessa partita del Villarreal che fa un primo tempo spettacolare contro il Liverpool, Albiol che chiudeva tutto lo stadio, una roba bellissima. Poi il Liverpool si toglie le ciabatte e fanno quello che devono fare, e insomma vabbè. Poi la partita tra Manchester City e Real Madrid a Bernabeu è stata qualcosa di inenarrabile, e io ho dovuto spegnere perché avevo il che fare, dovevo scendere proprio al finale, avevo programmato tutto. Spengo, dopodiché il cellulare va in fiamme tra tutte le notifiche, eccetera eccetera, riaccendi e ho sentito poi in macchina il finale, dove è successo di tutto. Benzema è assolutamente vecchio e decrepito, ma mi sono perso un saluto che recupero subito. Diego lo abbiamo ringraziato, eccolo qui, Giorgio Mele, che non manca mai. Lettera al presidente: a casa nessuno mi picchia, al lavoro nessuno mi vessa, con gli amici tutto ok, però se capita vorrei vincere lo scudetto. No words, nessuna parola, quindi nemmeno le amanti. Poi uno non dovrebbe mai entrare nella privacy di ognuno di noi. Nessun amante che vessa nessuno. Vabbè, io capisco il tuo messaggio, anzi è pulito, è ironico, è giusto. E ti fa venire quei sorrisi amari, ecco, ti fa venire quei sorrisi amari. Questa nuova frase che oramai è un hashtag: ingolositi, vi siete ingolositi. Ma perché uno non si dovrebbe ingolosire? E stiamo là, dai, e invece no, sembra proprio che dia fastidio anche la cosa. È volgare vincere lo scudetto. Non pensare ai bambini, vi ricordate? Non pensare allo scudetto, pensa che andiamo in Champions, e che se ne frega il bambino di andare in Champions? Certo,
fa piacere vedere delle partite più prestigiose sicuramente, ma il bambino vuole pure vedere vincere la sua squadra, le partite e magari dei campionati. Abbiamo esultato per la Coppa Italia? Sì. Abbiamo esultato per la Supercoppa? Sì. E quelli sono i momenti che poi nella mente anche dei tifosi più giovani, perché noi della vecchia guardia siamo abituati a qualsiasi cosa e ci va bene un po' tutto e resteremo attaccati a questi colori a prescindere dal risultato, e lo sappiamo. Ma le nuovissime generazioni, mi permetto di ricordarlo, sono un po' più legate ai personaggi, quindi ai giocatori che sono grandi giocatori che hanno un seguito singolare, nel senso individuale, e a qualche vittoria. Se poi scopri che il Napoli non può, non vuole, non riesce a vincere mai, le nuove generazioni rischiano di perdere affezione e poi perdi i tifosi, e se perdi i tifosi non conti. Purtroppo è così. Ringraziamo e salutiamo Francesco Fucci. Volevo dire al Presidente che io abbusco da mia moglie a prescindere dai risultati del Napoli. Ciao a Renaissance Radio, buonasera Mariano Baldini, staff di Spalletti che ha parlato. Io vorrei una o due doppiette di Ciro il Grande, oppure una tripletta, che ne sai, che arriva a 151. Ecco, queste poi sono le storie, Jacopo, queste sarebbero le storie. Noi ci accontentiamo di 150, 148 è già un numero irraggiungibile, e lo dico qui senza timore di smentita, irraggiungibile per nessun altro potrà raggiungere Mertens, perché se uno Osimhen decide di esplodere e ne fa 30 l'anno prossimo, se lo prendono, se non se lo prendono già quest'anno. Quindi diventerà sempre più difficile trattenere un giocatore in grado di segnare questo numero di gol nel Napoli. Di conseguenza diventa veramente complicato raggiungere quel record. 150 è un bel numero tondo che potrebbe far piacere un po' a tutti. Entri nella già sei nella storia, ma lo rientri ancora meglio. È bellissimo il video che posta oggi Driss col figlio, insomma è il suo compleanno, ma il suo cuore, la sua testa è tutto nella famiglia. Cioè, in quel video c'è tutto, c'è l'amore per il figlio, c'è l'amore per Napoli, c'è l'amore per la compagna. È veramente tutto molto bello. La Vivenzio è sempre una dei pochi giornalisti a fare domande serie in conferenza stampa, e tra un po' ce la godremo, caro Tore. E andiamo a leggere altri messaggi. Perché non possiamo arrivare terzi o addirittura secondi? Perché i calciatori già si devono sentire in vacanza. Sono d'accordo, Angioletta. Il problema è questo, è che abbiamo sentito, no? Il patto per il terzo posto. Ogni volta fanno il patto poi non funziona mai. Ogni volta che esce il discorso del patto non funziona mai, e vabbè. Però non è detto che i giocatori non vogliano togliersi questo sfizio personale e farlo togliere ai nostri tifosi. È un peccato che però nel racconto, visto che c'è la partita domani, la vigilia è sempre stata, almeno quest'anno, l'anno scorso silenzi stampa e non ne parliamo proprio, però sai, la vigilia, parla Spalletti, chiediamo delle cose, alcune domande sono banali, ma alcune comunque ci permettono di intuire delle cose. Vogliamo sapere se torna Bobot, se sta bene, se gioca anche a mezzo servizio. Gulam pare abbia avuto un altro problemino muscolare, quindi non è il caso, ma gli altri sono tutti rientrati. A Champions raggiunta, Spalletti farà degli esperimenti, confermerà il nuovo assetto con Mertens e Osimhen insieme, quel dubbietto che tenevo io di mettere il 4-3-3 con Mertens davanti per sparigliare un po' le parti, non lo possiamo sapere, ecco perché ci sembra che siano andati tutti in vacanza. Forza Napoli sempre, caro Stefano. Secondi diventa matematicamente impossibile. Allora io credo, insomma, quando abbiamo fatto e la live dei numeri su Caffè Napoli TV ci conferma che quelle che sono l'analisi dei numeri ti porta a essere un pochino più preciso nelle previsioni seguendo un trend. Poi capitano le partite che drogano i numeri, come il 6-1. Sembrerebbe che il Napoli, insomma, fa più gol di quelli che ne crea, ma quelle sono fasi singole di un campionato. Sul lungo si sa, e sul lungo si doveva sapere che l'Inter alla fine avrebbe
riaccelerato dopo quel momento di pausa dei 7 pareggi, e lo ha fatto e lo sta facendo, e quindi la lotta sarà tra queste due milanesi. È chiaro, è difficile ipotizzare che il Napoli si possa rimettere in corsa anche per il secondo posto. Matematicamente potremmo anche arrivare primi, 79, si ferma il Milan, eccetera eccetera, ma non credo, perché adesso l'Inter come sta? L'Inter è arrivata davanti? No, perché voglio essere preciso, perché se non sono preciso poi voi mi dite ma quando mai? Vediamo un attimo, l'Inter è arrivata a 78, quindi il Napoli vince le prossime 3, si mette a 79, l'Inter perde le prossime 2 e tutto a poco. È matematicamente possibile, ma calcisticamente improbabile. Oggi abbiamo visto una cosa che ci fa riflettere: l'Empoli fa i 2 gol iniziali, l'Inter diventa una furia e ne fa 4. Io avevo detto agli amici bellini abbonati, e mi sono testimoni, adesso l'Inter ne fa 3. Al primo gol dell'Empoli disse l'Inter ne fa 3. Ancora più testimoni, Sasa Pengue del Caffè Napoli TV ha detto adesso l'Inter ne fa 5. La verità è nel mezzo e l'Inter ne ha fatti 4, senza alcun dubbio, non c'è dubbio. E in questo io sono d'accordo più con Spalletti che con Mertens, che alcune squadre hanno dimostrato di avere qualcosa di più di noi, e queste 2 squadre sono il Milan e l'Inter. Non c'è dubbio, perché con l'Empoli noi andiamo in vantaggio 2-0 e ce ne fanno 3. L'Inter al contrario prende 2 gol dall'Empoli e gliene fa 4. Sono più forti, sono più aiutati, sono più performanti, sono più grossi, sono più la società, tutta una serie di motivazioni. Però la realtà alla fine è questa e dobbiamo confrontarci con la realtà, non c'è dubbio. Andy, ciao Vale, ma vogliamo dire che abbiamo una società ridicola? Questa cosa della conferenza è alla stregua dei comunicati ritiri, già stanno i titoli di coda, un altro che se ne vuole andare lui. Ah, tu dici addirittura che Spalletti che già se ne vuole andare. Io su questo non lo so, aspetto e me ne rendo conto più se lo sento parlare che non quando non lo sento parlare. Ovviamente la non presenza è singolare, e noi ce lo faremo anche raccontare da Claudia quando interverrà, perché Claudia era lì a fare una domanda, era prevista facesse una domanda a Spalletti. La non presenza è singolare, ancora più singolare è la non comunicazione da parte del Napoli, almeno alla radio ufficiale. Voglio dire, la radio ufficiale ha degli impegni, ha dei contratti, loro hanno pagato per essere radio ufficiale e quindi sanno che hanno un tot di conferenze da Spalletti da rivendersi anche agli sponsor. Se poi Spalletti non si presenta, loro ci vanno in perdita, e su questo non c'è dubbio, quindi avrebbero voluto saperlo prima. Però la non presenza di Sky aveva già messo dei dubbietti tra gli addetti ai lavori: perché non c'è Sky, che cosa sta succedendo? Quindi chissà, a Sky li avete avvertiti e agli altri no, e quindi hanno ragione di rizelarsi poi le altre testate, perché dici che i figli, i figliastri, le galline bianche, i polli, e quindi su questo non c'è dubbio. Io che difendo sempre, oggi ti stupirò, il Napoli con quello che è successo oggi ha fatto una mega figuraccia. Io penso sia successo qualcosa con il mister e l'hanno gestita pietosamente, punto. È un'ipotesi, Stefano, è un'ipotesi che io porto avanti, perché Spalletti nelle ultimissime conferenze ci ha detto ADL mi brontolava per i cambi, eccetera eccetera. Poi ha voluto sempre sottolineare: questa era la richiesta della società, io ho fatto quello che mi ha chiesto la società, di più non mi è stato chiesto di fare, quindi non vi permettete, eccetera eccetera. Quindi un po' come a mettere le mani avanti: io il mio lavoro l'ho fatto, non vi permettete di criticare me se non siamo andati oltre, perché questo mi era stato chiesto e queste erano le nostre possibilità. Spalletti difende il suo lavoro ed è anche comprensibile. Noi ci dobbiamo sempre fare questa domanda: gli allenatori cambiano, i giocatori cambiano, i capitani eccetera eccetera, cambiano anche la società, noi li analizziamo nel lungo, però c'è questo passettino, che sono piccole cose che si possono fare, dove almeno ci togliamo il dubbio che non è quello che ci crea le problematiche a lungo andare. Alcuni sono più signori, altri meno,
perché per esempio un Benitez sempre col sorriso sulle labbra, parlato chiaro, eccetera, eccetera, Ancelotti, eccetera. Gattuso è stato un po' più duro, Gattuso è stato un po' più, si dicono le cose, non si dicono, eccetera, eccetera, e l'hanno dovuto silenziare. Vediamo con Spalletti come finirà, però se ci fermiamo ad un anno, se parliamo di 6 mesi oramai di rapporti buoni con gli allenatori, il Napoli le cose buone, ottime, le ha fatte quando ha avuto più continuità di allenatori. Questo ricordiamocelo. Se vogliamo ritornare a quei fasti, sarebbe bene avere una progettazione, una progettualità a lungo termine. E su questo non c'è dubbio. Dobbiamo tenere il terzo posto. Dobbiamo tenere il terzo posto. Questo tizio mi salta puntualmente. È l'unico che mi salta in messaggio. Azzurro, questo tizio, prima di tutto, io ho un nome e un cognome, tu puoi non conoscerlo, ma se non lo conosci, mio nome e cognome, vuol dire che non sei assiduo. Se non sei assiduo vuol dire che non ne mandi tanti di messaggi. Se te li salto, capita, però se tu sei più presente, come sono più presenti gli altri, è più difficile che ti salto i messaggi, quindi magari un po' più di educazione. Questo tizio non mi sembra un bel modo di appellarmi, e quindi riflettici con come hai messo le emoji, rifletti su questa cosa, e se hai qualcosa da dire fammela sapere. Allora, Napoli-Genoa, se compri 2 biglietti, uno lo paghi la metà. Ho letto di questa cosa, Vincenzo, mi pare solo in alcuni settori, non so se solo in tribuna, lo sapremo, ma è l'unico che ti salta i messaggi di che? Cioè tu vai nelle sue live, in altre live, e non ti saltano i messaggi? Non lo so, comunque andiamo avanti. I minori di 14 anni, se accompagnati, non pagheranno il biglietto. Si sono fumati luci in the sky with diamonds. Riflessione: davvero i giornalisti, mio massimo rispetto, facendo domande banali e ridondanti con risposte astratte e filosofiche, fanno più click che con domande tecnico-tattiche alzate il livello, ed è una richiesta legittima questa. Capisco il dubbietto che hai. Ciao Mario. Come vedresti Ederson e Juric della Salernitana nel Napoli? Il primo potrebbe giocare tranquillamente nel centrocampo, mentre il secondo come riserva in attacco a me piacciono. Anche a me il lungagnone non è male, fa sportellate e li prende tutte lui. Sicuramente le palle di testa, e potrebbe, con un cambio però di piano gara, essere anche interessante. Ederson sta facendo un ottimo finale di campionato, non ci facciamo prendere però troppo da questo finale della Salernitana, dove tutti stanno overperformando e dando il 500% per cercare di fare questo miracolo sportivo. Veramente vanno visti poi in una squadra importante, dove poi si lotta per altri obiettivi, quindi capito? Vediamo un pochino. Buonasera Vincenzo Falcone, mettete il like. Rita TVB, anche io, non ci vieni mai, non ci vieni, Azzurro, vedi, ti sto piando un sacco di messaggi, tutte di critiche, va benissimo. Buonasera Luca Leo, col quale ho avuto un'intervista sul suo canale, potete anche passare, ovviamente le interviste, se si parlava in generale del Napoli, quindi sono sempre attuali, e potete, se non ne avete abbastanza di me, certamente Azzurro Hop non viene a sentirsi l'intervista. Qualcuno invece si può fare un giretto su Luca Leo, che mi ha fatto un'intervista interessante. Valerio Tizio Fluido Celentano. Secondo te è meglio Petagna per il muro Bremer? Interessante come ipotesi tattica. Io l'avevo addirittura rigirata. Meglio Mertens, che se lo porta a spasso senza dargli punti di riferimento, perché secondo me Petagna, Bremer se lo mangia e praticamente ti annulli. Poi devi mandare quelli a sostegno, Lozano, un Elmas, no? Inserimenti, Zielinski e così. Con Mertens ancora meglio. Quindi di base Osimhen e Mertens credo sia la soluzione migliore, perché poi se loro vogliono giocare uomo contro uomo, Mertens diventa difficile da prendere, qualche centrocampista, qualche difensore deve scalare, diventa di complicata lettura per il Torino. Anche l'idea Petagna, visto che siamo a fine, lo vediamo, sarebbe interessante. Sì, e non c'è dubbio. Tizio vessa tutti.
Se avesse vinto l'Empoli, il mio dolore per quell'amnesia di 10 minuti proprio contro di loro sarebbe triplicato. Forza Napoli sempre. E beh, Bruno, alla fine abbiamo visto che l'Inter si è scrollata di dosso coi 2 gol subiti e li hanno veramente distrutti. 37 tiri verso la porta, tipo 10 in porta, ma poi è stato, a un certo punto è stato un assedio, rimpalli, Vicario migliore in campo, non c'è dubbio. Un saluto alle amiche e agli amici bellini. Si sta parlando di Slozek. Non ho proprio idea, non lo so nemmeno pronunciare, non ti dico stupidaggini. C'è bisogno di un progetto e non c'è dubbio. Compreresti Zaleschi dalla Roma data l'ottima stagione? Bel terzino, tutta fascia. Quanto lo pagheresti? Io penso che ne vale un 15, tra i 15 e i 20 per quello che ho visto, non c'è male proprio, ma credo che la Roma non se ne voglia privare, perché è stato quello che ha più convinto anche Mourinho. Non posso acquistare Kvaratskhelia su FIFA 22. E questo è un dramma. Ma figurati Luca, è stato un piacere. Si va a vedere la squadra senza colore, l'aggiornamento benissimo. Oggi l'account Instagram, fatemi sapere tutte le cose. Se parte Fabian, mi piacerebbe Enzo Fernandez, centrocampista del River Plate, giovane molto forte da prendere adesso prima che arrivino i grandi club, e così si deve muovere il Napoli, non c'è dubbio. Quante pronunce, volano i messaggi. Non c'è dubbio. Oggi Mertens che compie 35 anni, l'account Instagram del Napoli che arriva a 3 milioni di follower, e poi ci sei tu. Che bella giornata, grazie Nicola, sei carinissimo. Sì, 3 milioni di follower non è male, si deve fare un lavoro, io poi non mi accontento mai, si può fare un lavoro anche migliore sull'account YouTube, lo dico a mio discapito, perché se va meglio, cioè se l'account YouTube del Napoli diventa più performante e vi danno più contenuti, voi vi vedete meno me, perché non avete più bisogno, perché magari la conferenza va in diretta e non dovete sentire che cosa ha detto da me. Io posso fare magari il commento dopo, però poi qualcuno si va a sentire quella ufficiale e se ne frega del mio commento, quindi vado contro me stesso e dico non è possibile che la conferenza arrivi poi postata in ritardo quando ormai è notizia vecchia. 207, 208 mila, non è possibile che altri canali che non ufficiali che seguono il Napoli, che parlano del Napoli, hanno milioni e milioni. Bisogna fare di più sicuramente, perché siamo nell'epoca dei social, perché tutti i governi, tutte le squadre, le società, tutte le aziende comunicano con le emoji. Il Napoli deve avere più emoji, deve avere le GIF su Instagram del Napoli. Siamo ancora con Llorente, ma nemmeno Llorente, che c'è sta Carnesis ancora. Forza Napoli, dai, Belotti a Napoli è vero, Giuseppe non lo so, non ho notizie al riguardo. Belotti va in scadenza come tanti altri, potrebbe essere un colpo di mercato. Se ne parla per il Napoli, se ne parla per il Milan, se ne è sempre parlato per il Milan. In realtà anche il Milan ha questo buco in attacco che deve sicuramente colmare. Non credo che se il Napoli resti con Osimhen possa prendere anche Belotti, perché poi Belotti vorrà monetizzare con un contratto importante andando a scadenza, e il Napoli in questo momento non mi sembra orientato a poter dare dei contratti importanti. Che cosa ne pensi di Varak? Aspettiamolo. A Sergio Belotti non piace. Certo, guarda, a me piaceva, io l'avevo individuato prima dell'acquisto di Osimhen, un Belotti non mi sarebbe dispiaciuto al Napoli. È chiaro che potrebbe anche essere visto come in fase leggermente discendente, perché lo guardiamo anche in nazionale, non sempre performante. Nel Torino poi non ha giocato più con tantissima continuità, però è un lottatore, sicuramente uno che si fa ben volere da compagni e tifoseria. Che poi sia l'attaccante ideale per Spalletti, questo dobbiamo vederlo, non lo possiamo sapere. Come vedi le valutazioni di buoni giocatori di squadre di centro classifica che non hanno mai fatto un minuto in competizioni europee? Guarda che è una bellissima domanda questa, Chilloa, perché tu
puoi fare delle ottime puoi fare un buon mercato con giocatori del genere, però non è detto che poi mettendoli insieme senza alcuni giocatori di grande personalità possono funzionare e ti possono portare in alta classifica. Il Napoli più o meno questo può fare in questo momento. È chiaro che se chiedi a me, sarebbe preferibile avere dei giocatori che almeno l'Europa qualche volta l'hanno intravista, perché altrimenti ti possono tremare le gambe, puoi avere un impatto con certi stadi, puoi avere un impatto con certi arbitraggi, puoi avere un impatto contro l'intensità di alcune squadre estere che giocano un altro calcio e quindi potresti pagarne lo scotto. Questo secondo me è la cosa. Buonasera Navajo. Mi si dice Belotti dietro Osimhen, secondo me tanta roba, ma non so se poi lo puoi mettere dietro. Sono due prime punte. È chiaro che Belotti gioca un po', svaria su tutto il fronte d'attacco e fa anche reparto da solo. Osimhen anche, quindi potrebbero poi pestarsi un po' i piedi, ma tutto sta all'allenatore, che non mi sembra tanto orientato a questa doppia punta. Anche col sottopunto lui preferisce, abbiamo visto, sempre un centrocampista, quindi è un po' complicata da ipotizzare. Spalletti ha un solo altro anno di contratto, che progetto si può realizzare così? È un'opzione, se non sbaglio, unilaterale del Napoli, che ha per il rinnovo di Spalletti. Anche comprensibile fare un contratto all'inizio un pochino più breve, perché devi vedere come va, se si prendeva con la piazza, eccetera, eccetera. Però vediamo, alla fine chi ha fatto un contratto lungo ultimamente è stata la Juventus con Allegri, non so se se ne sono anche pentiti, quindi è chiaro il progetto, la capisco la tua cosa, Vincenzo. Sotto questo punto di vista anche io preferirei dare fiducia quando sei convinto, cioè dopo un anno tirare le somme. Spalletti mi è piaciuto per questo, non mi è piaciuto per questo, si può aggiustare qualcosa? Benissimo, se si può aggiustare, questo è il contratto lungo, chiedimi dei giocatori, vediamo di fare un progetto insieme. Questa dovrebbe essere l'ideale, la situazione ideale. Gol della Juve, mi fanno sapere. Camavinga è un ragazzino, amico mio Francesco, e ti scelgo sempre Camavinga in prospettiva. Poi anche sa, noi ci ha cambiato sicuramente il campionato, non c'è dubbio, ma mi diceva Rita che il gol, c'è stato un check del VAR, anche gol di Dybala confermato da Luigi, e quindi la Juventus in questo momento, attenzione, si porta momentaneamente davanti, ma noi dobbiamo ancora giocare. In caso di partenza di Zielo, come lo vedresti Barak? Secondo me più freddo sotto porta sicuramente. Barak i gol li fa, c'ha anche un po' più di fisicità, c'ha un po' più di colpo di testa di Zielinski. Ecco, mi piace quello che dice Valentina, perché invece alcuni mi hanno parlato poi di Barak nel caso partisse Fabian. Io lo vedo più come sostituto naturale di Zielinski, che gioca un po' più avanti, però anche Barak può stare in mediana anche un po' più dietro. Vediamo, è un'ipotesi, ma credo che Barak sia anche lui sul tacchino di parecchi direttori sportivi, non solo del Napoli. Caio Giorgio che fine ha fatto? Bella domanda, anche lui non si è visto tanto, poi la Juve si è presa a Vlahovic e quindi sparite tutte le possibilità di vederlo. Facendo l'ipotesi che a fine stagione vada via Spalletti, ipotesi, tu sei per un ritorno di ex che ha fatto bene o sei per nuove strade? Chi vedresti bene ipotizzando un progetto a medio-lungo termine? Allora, ritorno di ex che ha fatto bene? Secondo me no, perché se sono ex un motivo c'è sempre e non è detto che si ricrei quell'armonia, quell'alchimia e quella chimica, e quindi far bene così, rischi solamente di rovinare un ricordo buono, quindi non tornerei indietro. Nuove strade, però è chiaro che adesso si fa un gran parlare di Italiano, si fa un gran parlare di De Zerbi, di questi allenatori più giovani che hanno delle idee di calcio precise, che mi piacciono anche,
però io preferisco qualcuno che insomma in Europa un po' ci è stato già, perché sappiamo che è una piazza difficile, Napoli, uno spogliatoio complicato, e quindi è meglio quando si ha un po' più di esperienza e di gestione, di carisma, la credibilità. Ecco, la credibilità. Poi tu puoi essere credibile con dei grandi giocatori anche se sei giovane e dimostri che le tue idee sono quelle che sono. Perché Sarri secondo me ha funzionato benissimo? Perché aveva l'età, era comunque affamato perché non aveva vinto nulla, aveva stato solo in piccole squadre, era affamato di fare grandi cose, aveva l'età, aveva la gavetta e ha dimostrato sul campo di saper tanto calcio e di poter insegnare tanto calcio, e questo ha funzionato nello spogliatoio. Servirebbe, ecco, un profilo anche del genere, ancora con fame, però con esperienza alle spalle di tanti campi, di tante partite, che ne ha viste tante, e che quindi in certe situazioni sappia come gestire il tutto. E se tornasse Hamsik? Allora ragazzi, io prima, perché tra pochissimo ci sarà l'intervento, non a sorpresa perché è programmato, l'intervento programmato, eccetera eccetera. Allora, adesso sì, aspettiamo le donne, e ce lo dice anche un amico. Io vi ho lanciato così, ma se le donne sono timide, io lo capisco anche, e io però volevo fare la valletta oggi, voglio fare la valletta. Allora dico, prima di tutto, che sto per pubblicare, e lo dico un minutino, ma ce l'abbiamo in sovraimpressione, quando mai? La vedo già che sorride, perfetta, bellissima e bravissima Claudia. Ciao Valerio, ciao a tutti gli amici bellini, che io Eccola. sono tua fan, te lo dico. Io sono onoratissimo, e tu sei il mio punto di riferimento, perché ovviamente quando ne voglio sapere qualcosa in più e non posso sempre intuire, e allora lei che sta sempre in conferenza e quindi può avere anche un occhio da vicino, quello che noi non possiamo vedere. Qualcosina Almeno però non te lo dico, non posso dirtelo. ed è giusto che sia così. Però per gli amici bellini che sono in questo momento collegati, ci fai un riassuntino della giornata surreale? Hai detto bene, l'aggettivo perfetto, surreale, perché ovviamente, come tutti sapete, è stato ampiamente annunciato che alle 14:30 avrebbe parlato Luciano Spalletti, tutti quanti pronti lì in conferenza, saluti con i colleghi. Devo dire, ti dico, clima molto disteso, Baldari ha fatto tantissime battute con tutti quanti, infatti mi sono un po' stupita, però evidentemente e l'obiettivo è stato conquistato, quindi la stagione è andata più che bene per la SSC Napoli, quindi tutti distesi. Baldari non ha detto che andava di fretta, anche se poi ovviamente c'era la partenza, viene fatta la scaletta delle domande, si apre la porta, esce Lombardo e inizia ad arrivare A uno alla volta. una vagonata. Io ovviamente li riconosco subito, quindi vedo Sinatti, Domenichini, Baldini, Calzona, li vedo tutti e sette, arriva per ultimo Cacciavuoti. Mi immagino che l'ultimo, il fanalino di coda, sia costituito da Luciano Spalletti, si chiude la porta. E quindi ti dico, io sono una persona che ride molto nella vita, come spirito proprio di vita, di approccio. Un sorrisino l'ho fatto perché ho visto delle facce tra confuse, facciamo finta di nulla, va tutto bene, che cos'è, che cosa non è, e Lombardo ovviamente ci presenta lo staff che comunque avremmo dovuto conoscere abbondantemente. Sì. Però magari questa presentazione, sì, fatta a Di Maro, però in maniera un po' spicciola, poteva essere fatta in tempi migliori, a fine stagione, a inizio stagione, sicuramente. Quando mancano 3 partite per la presentazione di Torino-Napoli, sui generis. È Esatto. questo che
Sì, senza dubbio. E la presenza, tu poi mi dicevi anche, ed è una cosa che poi è risultata agli atti, la non presenza di Sky pure aveva fatto venire una lampadina a qualcuno, dice come Una mai? mia lampadina Eh, personale. Poi quando ho esposto questo mio dubbio, no, perché Ugolini è impegnato a seguire la Lazio di Sarri, invece Modugno è a Lecce. vabbè, Dubbio, dubbio. Ci resta. sono contratti e lavoro, va seguita la conferenza di Spalletti, anche se Torino-Napoli, anche se l'obiettivo è stato raggiunto, bisogna andarci comunque perché mancano 3 partite, il campionato non è finito, altrimenti si sveglia un giornalista, chiama Sky e dice no, non vado perché tanto il Napoli l'obiettivo l'ha Eh, conquistato. Non ha... cioè non, poi al di là, io non voglio essere populista, sai, il rispetto per i tifosi, eccetera, eccetera, perché magari al tifoso può interessare anche relativamente Certo, l'intervista, il pre-partita, magari è più interessante il post partita perché si spiegano delle cose, il pre-partita alla fine spesso si dice quello che si deve dire o il non ovvio. dire. Però insomma è risultato un po' strano a tutti. Noi che sul canale, per esempio, le parole di Spalletti sono una gran parte del canale perché ci Certo. divertiamo moltissimo ad analizzarle e quindi questa volta E ti non lo dico, abbiamo. e ti dico, anche se è stato molto criticato Spalletti come comunicatore, in realtà mi piace Mm, perché, come dire, c'è da fare un po' un lavoro di analisi di quello che dice. Non è completamente vero che va a filosofeggiare e basta. In un certo modo, per me va accompagnato bene nelle domande. È sì, pur vero che quando vuoi dire una cosa, trovi la qualunque per poter esprimere che prendi le imbarcate, la butto lì, sì, sì, anche se sì. non ti arriva magari la domanda ad hoc, quando in realtà un allenatore vuole togliersi un dentino avvelenato, un sassolino dalla scarpa, lo trova sempre il modo. Certo è, le domande, e qui entriamo nel campo delle difese, delle categorie, tu... Eh. Gli amici Bellini sono nemici, no, no No, scherzo, vabbè, facciamo è tutti chiaro parte. che un po' di ironia, vedi, che ne pensi della pizza dei tifosi? È chiaro che arriva così, ma Bellissimo. veramente gli amici Bellini sanno, Mi io di sono solito ingolosito, bellissimo. loro lo sanno, io tendo, e me l'ha insegnato il tuo collega Guido Gentile, faccio i nomi quando c'è qualcosa di buono da dire e Claudia la cito sempre perché almeno ci dà soddisfazione che fa sempre domande di Grazie. campo e di tattica e almeno su quello Spalletti ho visto anche che si diverte, apprezza la domanda, te la sviluppa, te la spiega bene, Sorride tra sorride, l'altro, quindi vuol dire che è disteso, gli piace, poi sta a lui glissare o meno, perché lo sai, qualche volta qualche domandina me l'ha glissata quando disse che sì. doveva chiedere al match analyst a Beccaccioli. Semplicemente un modo diverso ed elegante di dire non rispondo. Come lo staff ha risposto alla fine decide Spalletti se le prestazioni di Mertens sono buone o no, quindi si passano un po' questa Si palla. passano, ma queste patate bollenti che vanno da una sponda all'altra e nessuno risponde, perché appunto spesso parliamo delle domande, però qualche volta pure Hai risposto. anche le risposte magari potrebbero essere un po' più piccanti. Proprio oggi avevamo commentato che avevo tentato oggi con Calzona di buttargliela un pochino lì a sottolineare delle similitudini che avevo visto ovviamente con il Napoli di Sarri, perché ne avevo parlato di un gioco spumeggiante, che con questo tiki-taka, questo possesso importante, però ricorderai anche che la difesa era un qualcosa di meraviglioso, Ecco poesia. no. A Torino vai lì e mantieni la difesa alta con coraggio, allora lì poi lo sai, noi ci divertiamo con i discorsi, la personalità, il carattere, lì avevi dei cojones impressionanti per andare a Torino che ti stai giocando lo scudetto e mantieni la difesa alta. No, l'hai allenata per tantissimo tempo, ha Beh, inculcato, ti è stato inculcato come una Bibbia determinati dettami e li fai alla lettera. Poi Sarri è andato via, io questa difesa così impenetrabile, perfetta, alta, senza sbavature, non l'ho più vista. Calzona ritorna su volontà
della società, ritorna e si rivede questo Napoli estremamente solido, con questa grande difesa. Ricordiamo era partito prima Manolas, poi fece quell'erroraccio contro la Juventus ed è subentrato Rachmani, Rachmani che ha fatto benissimo. Tra l'altro a me piaceva tantissimo al Verona. Fece quell'esordio horror contro con l'Udinese. l'Udinese, Sì. poverino, davvero anche sostituito alla fine del primo tempo, una bocciatura totale, però si vedeva al Verona. Quando tutti parlavano di Kumbulla, Mm. sì, però Rachmani andava forte, mi piaceva perché poi la scuola Juric sulla difesa ti crea i mostri, ti crea dei difensori cattivi. Rachmani Kumbulla mi fai quasi pensare a quella famosa coppia Bonucci-Ranocchia dell'epoca. E si diceva che Ranocchia era più bravo, tecnicamente era più bravo, e poi Bonucci ha fatto la carriera che ha Ha fatto fatto, sì. in una squadra. Quando è andato poi nel Milan, gli equilibri li ha lasciati. Coadiuvato in un certo, perché Bonucci assolutamente. Barzagli, se non erro, qualche giorno fa gli ha detto che è uno dei migliori difensori del mondo. Del mondo. Mi sembra un po' eccessivo. Credo che Bonucci sia assolutamente un ottimo difensore, però senza le spalle forti di Barzagli e Chiellini probabilmente saremmo parlando di altro, anche perché qualche sbavatura qualche volta la lascia senza Chiellini al Milan. Era andato con Cioè, tante ha promesse. sofferto. Per Credo che soltanto una volta abbia detto sciacquatevi la bocca, poi niente più, soltanto. Come antipatico quel gesto. Allora Claudia, io raccoglierò, tu ovviamente so che hai avuto una giornata lunghissima, quindi in qualsiasi momento ci Sì, ho lo puoi stesso salutare. outfit praticamente da mezzogiorno. Ci puoi salutare in qualsiasi momento, non ti Non fare alcun preoccupare. problema. Prenderemo un po' di domande perché c'è tanta gente in chat. Nel frattempo, però, avevo lanciato anche su Instagram la tua presenza. Alcuni amici mi hanno scritto, alcuni non voglio fare domande, solo applausi. È bravissima, è così. Grazie. E poi parte praticamente una one to one tra te e Angela Torre, che ha fatto domande a Raffi, che è una nostra seguace che non se ne perde una, segue anche ovviamente le trasmissioni con Paolo, eccetera, eccetera, e ci sono un po' di spunti interessanti. Proviamo. Per esempio, una curiosità che ha Angela per l'anno prossimo è chi batterebbe i rigori nel momento in cui non c'è più Insigne, che era indiscusso al dischetto, e non sappiamo ancora su Mertens, e poi seppure venisse confermato non sappiamo se è titolare. Chi vedresti sul dischetto per il Napoli? Ci ho pensato, capito, una partita dove non era in campo Insigne, nemmeno Mertens, e davvero c'erano pochissimi, quindi a un certo punto pensai che Politano era uno di quelli che li aveva calciati, anche l'ho visto anche a Di Maro che Sì, provava. Credo però che Osimhen con la Nigeria li calci. Se è il centravanti, il numero 9, credo che ci siano tutte quante le premesse per poter procedere, anche perché poi questo ragazzo per me è davvero troppo criticato, ti dico la verità, non so perché. Poi si fanno, a mio avviso, certi parallelismi e paragoni improbabili con Higuain, che non ha alcun nesso logico, soltanto perché sono dei centravanti, non possono essere messi a confronto, sono completamente diversi, tecnica diversa. Higuain in un certo senso è un numero 9 alla Benzema, super tecnico, che ha una visione di gioco impressionante, molto diverso da Osimhen che è devastante, è fisico, però ti dirò, le ultime partite, poi col Sassuolo che è riuscito a fare anche l'assist, è stato molto bene quel pallone per Lozano, non era semplice, non non era era semplice. semplice, quindi mi piace molto come centravanti. Speriamo di mantenerlo anche per la prossima stagione, però lo vedo bene, un numero 9, quando poi si fa, perché sempre si fa ovviamente nel calcio, i paragoni si sprecano. Vlahovic, Eh. Osimhen.
Immobile, Osimhen e quant'altro sono tutti quanti attaccanti rigoristi. Quindi È quando li vero. vediamo che vanno lì nelle classifiche dei capocannonieri, dobbiamo considerare che Osimhen le punizioni non le calcia, ma non credo che le sappia calciare. I rigori che invece li sa calciare perché con la Nigeria li calcia, non li può calciare perché giustamente c'è uno specialista come Insigne, però magari dall'anno prossimo se Mertens, anche perché Mertens sul dischetto Non è qualche uno specialista. Gli ultimi ci sono piaciuti, insomma, uno addirittura sì, con lo scavino e un altro pure di freddezza. però non è Però anche lui proprio ne ha sbagliati. Sì, non è un cecchino non è il assolutamente. Quindi massimo, sì. è chiaro che aumenterebbero i numeri di Osimhen anche se si presentasse sul dischetto. Altre domande di Angela, perché io sto dando priorità. Questa è una serata dove le donne hanno la priorità. Poi mi sto segnando anche altre domande alla chat, non c'è problema. Mertens giocherà titolare contro il Torino? Qualche intuizione, qualche una sensazione, solo sensazioni ti posso Solo chiedere. sensazioni perché Spalletti Che ne non ha sappiamo? minimamente parlato. Potrebbe sicuramente perché improvvisamente è arrivata una sorta di epifania per Spalletti. Dopo un anno che abbiamo sofferto, ha iniziato a vederli un po' di più. Certo è, Valerio, ti dico, se poi in conferenza post mi dici che col Sassuolo hai preso 2 o 3 imbarcate. Sì. È come se sconfessa se stesso, perché poi alla fine io quello che ho visto di me è più che altro, io ho visto proprio recuperare tanti palloni, proprio aggredire È gli super avversari. aggressivo. Infatti, ti dirò, quando lui parlava, perché ci sono state un po' dei trend che Spalletti ha portato, me ne ricordo alcuni, per esempio la fisicità. Ha parlato spesso della Sì, fisicità che manca, l'equilibrio. Quando ha portato questo trend dell'equilibrio, portato in tutte le conferenze, un'ossessione all'equilibrio, non bisogna perdere e quant'altro. Ho riflettuto effettivamente sull'apporto che porta Zielinski, partendo dal presupposto che Zielinski mi piace tantissimo come calciatore, perché io amo i calciatori tecnici, non si possono non amare i calciatori tecnici. Il calcio, quando è bello e fatto con ah, piedi come quelli di Zielinski, ti deve piacere. Poi si può discutere sul ragazzo, discontinuo, personalità e quant'altro, però Zielinski mi è sempre piaciuto. Ho fatto un attimo il conto sulla fase di non possesso di Zielinski, quanto pressa, quanto è cattivo nel pressing, i palloni recuperati. Francamente questo grande recuperatore di palla Zielinski non è. Al contrario, Mertens fa un pressing molto diverso da quello di Zielinski, perché Zielinski fa un po' la passeggiatina e va lì ma non aggredisce. Mertens invece è rapido, veloce, fa lo scatto, va sull'avversario immediatamente. Se la prende bene, altrimenti non la prende. Però ha fatto quello scatto dove l'avversario si sente in un momento la ovviamente butta. disorientato e infatti poi arriva anche il recupero contro il Sassuolo. Quindi tutto questo equilibrio, queste imbarcate, non è che le abbiamo viste. Certo è, se vuoi andare a giocare al Camp Nou contro il Barcellona con Lozano, Insigne, Mertens e Osimhen, allora lì dico ok, ci vuole equilibrio. Certo è, i 4 palloni li prendi comunque poi al ritorno, però lì posso capire che mi fai una questione di equilibrio a San Siro, contro il Milan, contro l'Inter, determinate partite, perché anche mettere Mertens Osimhen, addirittura anche con Lozano e Insigne, tutte quante le partite, mi rendo conto che per questo Napoli estremamente solido, estremamente equilibrato, è eccessivo. Fattore estremamente diverso dal Napoli dell'anno scorso, perché me li lancio da soli te, me li lancio da sola così. Sei la padrona assolutamente. Anzi, vedi, Io, Angela ti dice, mentre parlavi hai risposto anche a un'altra mia domanda, hai quindi visto? stiamo coprendo tutto. Vai. No, perché ti dico, rimpiangere Gattuso non me la sento. Non ce la fai, Ragazzi, non io me ti la conosco bene. sento. Scusatemi, è vero, la fase offensiva, una meraviglia. Tanti gol, tanto spettacolo, però
chi ha la memoria un po' più lunga ricorda che il Napoli era due squadre completamente. Da una parte, le imbarcate magari le vedevamo di più con Gattuso io nella fase ricordo queste scene di un centrocampo vuoto, completamente vuoto, giocatori da una parte e giocatori dall'altra. Allora sono d'accordo, per esempio, che su si Spalletti. indicavano tra di loro. Ti ricordi quella scena dove si indicavano? No, tu 11 di loro che si indicavano. Sì, sì. Quindi rimpiangerlo, poi si può fare tutto il discorso, magari se gli avessimo dato fiducia per un altro anno e allora potevamo, magari Gattuso poteva mettere a posto la difesa e quant'altro, su questo ci posso stare, però stando a quanto fatto, poi attenzione, se ne facciamo una questione di punti e qui le cose iniziano a diventare un po' curiose perché Sì. effettivamente Spalletti ha fatto un inizio straripante dove al Napoli riusciva veramente tutto tra punizioni, rigori, Insigne sbaglia il rigore alla prima giornata col Venezia, ne arriva un altro, qualsiasi Sì. cosa. Ricordo molte partite fortunose, mettiamola così, per esempio quella contro la Salernitana abbiamo sofferto tantissimo, non Come meritavamo no? neanche di vincere, quella col Torino, proprio adesso che ci troviamo agli sgoccioli, Bravissimo. con Mertens che fa quell'incursione schiena di Elmas e poi stacco imperioso di Osimhen, però lì era all'82esimo se non erro, qualcosa del genere, quindi qualcuna ci è andata un po' dritta, poi in realtà ci andò storta secondo me quella lì con la Roma dove meritavamo di più, manca anche tra l'altro un rigore di Vigna su Non ne Anghissà. abbiamo parlati più, non ne abbiamo parlato più dei rigori perché guardiamo sempre le nostre problematiche, però anche quest'anno qualcosina ci manca, era giusto dirlo. Oppure se c'è stato dato, c'è stato dato dopo 5 minuti di VAR. Beh, proprio Incredibile. vero. Senti Claudia, nel continuare, io sto raccogliendo messaggi mentre poi Anche parlavi, insulti vanno bene. ma non ne vedo, le prendo più che altro qualche cosa ironica. La fila di Latua del genio gliel'hai consigliata tu? Ci sono anche cose estetiche. Ti hanno rubato la Panda, ti piace ancora Napoli, eccetera, eccetera. Tra l'altro Domanda io per ho una Claudia. Panda. Tra l'altro. Ah, vedi? È proprio presa da Spalletti, il cavallo di ritorno. Che voto dai al campionato del Napoli e se sei Bella, ottimista per il futuro? bella, questa è bella. Non mi sono soffermata sul fare un ragionamento totale, proprio con un voto, però ti dico, fatta esclusione di questo ultimo finale, avrei dato un voto davvero, davvero alto, perché come ti dicevo per me abbiamo messo a posto certi punti come la solidità, secondo me abbiamo delle certezze maggiori che però purtroppo penso saranno certezze che un po' perderemo l'anno prossimo perché andranno via inevitabilmente alcuni calciatori, però Valerio, si può parlare sì di Champions acquisita, conquistata, però io tutta questa competizione per questa Champions non l'ho vista. Io ho visto Certo. il Milan, l'Inter, il Napoli e la Juventus. L'Atalanta si è suicidata completamente in maniera clamorosa perché dopo 3 anni di Champions consecutivamente io mi aspettavo, ma ti dico un terzo posto, mi immaginavo una lotta a 5 davvero incredibile con le squadre romane che avevano preso dei grandi colossi come Mourinho e Sarri. Sì. Giustamente il primo anno vanno messe a punto un po' di cose, il Napoli a un certo punto poteva davvero decidere di fare il padrone del campionato perché il Milan è vero, Pioli è già da un paio d'anni, sta facendo un percorso, però dirti che la rosa del Milan è superiore a quella del Napoli ti direi una bugia e non impazzisco per la rosa del Napoli in tutti quanti i suoi reparti. Credo che quella dell'Inter sia superiore per uomini. Però in sostanza, se analizziamo quella del Milan, io vedo sì che ha grandi individualità, cioè Maignan per me è il portiere più forte della Serie A. Lo ha Teo dimostrato. Hernandez, il terzino più forte della Serie A. Leao si può ragionare se sia o meno
l'esterno sinistro più forte della Serie A, ma sicuramente uno dei più forti, direi, insieme a Perisic, sono lì che se la giocano. Per il resto mi sembra, per esempio, io personalmente non farei mai uno scambio, per dirtela, Osimhen, i due centravanti del Milan, Giroud e Ibrahimovic, per dirti. Quindi allora poi nel centravanti per me siamo più forti, nel trequartista Zielinski e Mertens rispetto a Brahim Diaz. Che si è perso, e poi ha perso anche la titolarità, evidentemente non dava più garanzie nemmeno negli Minimamente allenamenti. piccoletto, eppure è tecnico, però evidentemente non è riuscito a reggere, addirittura viene messo, qualche volta è stato messo che sia addirittura da trequartista. Sì. L'esterno destro praticamente non ce l'hanno, tra Saelemaekers e Messias non riescono davvero a fare un gol in due, quindi è vero, è quasi vero, però per dire, e lì avevamo la coppia Lozano-Politano, dove io avrei dato un po' più di titolarità a Lozano, poi sono gusti, sono scelte, secondo me si ritorna sempre sull'equilibrio. Ti devo dire la verità, Claudia, noi stiamo facendo un lavoro il mercoledì con altri amici dello staff di analisi per quanto possibile fredda dei numeri, e fin quando è rimasto Lozano in campo il Napoli era più pericoloso, anche quando non performava e il voto finale di Lozano non era altissimo. Il Napoli era più pericoloso e in qualche modo teneva a bada le difese e subivamo anche di meno, perché come la presenza di Mertens ti mette in apprensione, tu terzino non parti se sai che Lozano ti scappa dietro. Quindi anche in questa scelta noi diciamo sempre chi scegli dipende dallo stato di forma, però Lozano ti garantisce tanto più attacco e sai che ti dico che a un certo punto si tratta di caratteristiche, secondo me. Sì. A me Lozano, per quanto si possa criticare, mi piacciono le sue caratteristiche. È uno che corre, è uno ma soprattutto che va a chiudere sempre l'azione. Te lo ritrovi, è un attaccante puro, vero, si sente un attaccante. Quindi per me se metti Insigne e Politano, che bene o male sono diversi, per me Insigne tecnicamente, però mi metti questi due esterni con questi piedi a rientrare che bene o male mi fanno la giocata quasi simile, dove Insigne per me è molto più qualitativo, quindi scelgo e sceglierei tutta la vita Insigne, che è un regista offensivo a tutti gli effetti, mentre Politano, se gli dai palla, ti può fare 2 o 3 giocate, ma non è che ti svolta la partita. Certo, qualche assist l'ha fatto contro il Verona, mi ricordo l'ha messa di destro, il cross per Osimhen. Per dire, per me, per caratteristiche, preferirei sempre Lozano, perché poi quando ricordo a Barcellona, che in conferenza Spalletti disse è difficile andare seguire il motorino di Osimhen. Un motorino c'è, è Lozano. C'ha la patente internazionale. Ce l'ha, magari non è lo stesso motorino, una marca differente, ma sono quelli i giri. E allora lo metti, ti accompagna e non trovi Osimhen, perché a un certo punto c'è stata veramente, mi veniva la depressione per Osimhen contro il Barcellona, che figurati contro Piqué veramente si fumava una pipa tranquillamente con solo Osimhen che c'era lì. Addirittura Osimhen fermato da Kalulu e Tomori. Non te ne dico Osimhen poi con la difesa dell'Inter. In sostanza un giocatore per me devastante, messo in una determinata circostanza. Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Luigi Della Vecchia ti dice: ciao, sono Andrea da Caserta, volevo salutare Daniela. Ma questo è un rebus, io non so perché mi chiami Daniela. Oggi eri Daniela di nuovo. Non ne ho idea, ma mi chiama Daniela sempre. Non mi ha mai chiamato Claudia, mai. Tra l'altro Antonio Gaito e Peppino, qualcosa. Saluto Daniele e Peppino, cioè è completamente un'altra trasmissione. Che meraviglia, che roba meravigliosa. Tra l'altro qualcuno ti dico, Valerio, oggi sotto la diretta di YouTube, perché adesso stiamo andando in streaming anche su YouTube, sì. Qualcuno mi ha detto come stanno andando le vendite dei territori e dei terreni di Andrea da Caserta, perché lui disse una volta anche per confermarmi nella trasmissione di Paolo avrebbe
venduto tutte quante le sue terre. In realtà queste terre non so che fine abbiano fatto, le catene Le sono sempre catene, esatto. pronte, si incatena per tutti. E ringrazio anche Diego Pugliese che ribadisce: Claudia è un manifesto di competenza, vale 50 ADL. Mamma mia, paragone tosto. Beh, ma gli amici Bellini non hanno Grazie. peli sulla lingua. Ma non so come, sai, a livello di comunicazione non lo so, perché nella Laurentis è particolare. È particolare sicuramente. Secondo te, ci chiede Navajo Angler, secondo te Marek è possibile nella società? C'è stata un po' di dichiarazioni ultime. Sì, la possibilità non lo so Valerio, perché la vedo una società estremamente chiusa, Mm. un po' riluttante per poter accettare l'ingresso di altri personaggi, tra l'altro di questo spessore, perché sappiamo che Diventano ho il, ingombranti, dici tu. capisci? Ho il timore che magari si possa credere che possano rubare un po' la scena, così come quando si dice Mertens dirigente. Ma se Mertens forse dà fastidio ad oggi per l'uomo simbolo che è e fa delle dichiarazioni che rappresentano di più di tutte le dichiarazioni fatte in un anno, io non so francamente se abbiano questo interesse, perché poi a un certo punto si parla interesse, perché le possibilità ci sono e come. A un certo Come punto si no? parla di interesse, io davvero voglio che ci sia un simbolo di Napoli come Marek o Dries che vadano lì, parlano e si prendono la scena, non lo so. Stando anche È alle ultime. giusta. Vedete, io voglio far capire alle amiche e agli amici bellini, questo è il pensare quadridimensionalmente, perché quando noi ci chiediamo no, si può fare questo, si può fare questo, ci dobbiamo chiedere se alla fonte c'è effettivamente la volontà, perché la storia ci dice che in tutti questi anni questa figura non c'è stata, e non è che si è provato e non è andato bene, pare che non sia proprio nei piani, sarebbe un cambio di rotta e sarebbe un'anomalia rispetto all'andatura. Capitano queste cose, lasciamo la possibilità aperta, però in effetti risulterebbe più una sorpresa che una continuità del pensiero di quello che è stato finora. Proprio vero. Claudia ti chiede, Valentina, secondo te cosa si potrebbe fare per migliorare il livello di comunicazione intorno all'ambiente Napoli? Alcuni giornalisti sembrano quasi voler aumentare i dissidi certe volte. Su questo è una bella tematica, perché secondo me il sistema Napoli deve crescere a tutto tondo, deve crescere dalla società rispetto alla comunicazione, rispetto alla conferenza stampa. A memoria non ricordo conferenze annunciate e poi Mai visto? disertate Sì, sì. con la presenza dello staff, non ricordo silenzio stampa per 6 mesi a memoria, non ricordo ammutinamenti. Si può crescere, è vero, il Napoli è una società da 13 anni in Europa, De Laurentiis l'ha portato in alto, questo Napoli però si può crescere a livello di comunicazione dalla società, poi anche rispetto agli addetti stampa in generale, rispetto ai giornalisti, è vero, qualche volta viene fatta la domandina per creare un attimo chi il titoletto, chi il battibecco e quant'altro. Su questo è molto vero, anche se tendo, facendone parte, a non fare tutta d'erba un fascio per questo. Giusto. No, ma vabbè, l'hanno visto, insomma, si vede. Io credo che il tifoso sta imparando a riconoscere chi lo fa di proposito o chi ha un secondo fine rispetto a quelli che cercano di fare cronaca, e magari la cronaca a volte è anche scomoda. Quindi capita che certe domande portino poi a delle Certo, reazioni. qualcuna, ti dico la verità, qualcuna qualche volta mi sono girata e ho detto no, Che intende? perché? La vera domanda è perché? Cioè, perché non voglio citare perché poi è semplice risalire, però qualcuna rispetto ai dissidi
gratuite, perché Sì, alcune addirittura extra calcio, neanche riguardanti prettamente quale può essere, per esempio, vi posso rendere conto, battibecco Mertens Spalletti, chiaro. mister, ma non è che lei ha qualcosa? E lì è, tra virgolette, importante per la stampa, perché si creano pagine e pagine, prosopopea incredibile, metti, come ha detto Spalletti, metti insieme il caso Totti, Cardi, credevi Mm, Insigne invece scopri Mertens, quindi lì c'è tutto un apparato che mi rendo conto per il tifoso che ama Napoli, la città, la società, il club ed è affezionato, lo trova gratuito, lo trova cattivo, ma dall'altro lato si crea un caso che se ne parla e se ne parla, cioè c'è tutto un movimento dietro che fa chiaro. notizia. Resta lì. Nel frattempo ci comunicano che Lecce e Cremonese sono in Serie A, visti gli ultimi risultati, quindi Gaetanino, Eh sì, chissà adesso se si punterà su di lui, visto che il Napoli insomma ci ha comunicato che qualcosa sugli ingaggi va risparmiato, potrebbe essere potrebbe una essere, sì, per scelta. me potrebbe essere una soluzione. Il ragazzo è bravo, per me le ossa se le è fatte abbondantemente, già l'avevamo visto nei ritiri, che era comunque di quelli più bravi, ha davvero tante capacità. Secondo me bisogna trovargli solo meglio una quadra un po' più di ruolo per Un ruolo, capire meglio nel Napoli di Spalletti, evidentemente che tipologia di ruolo può ricoprire. magari, capire se se è più un trequartista o se può far parte delle mezze ali. Hai capito? Anna Lo ti fai scendere un dice, po' di più. sì, Anna ti dice, ciao Claudia, sei una delle poche che fa domande come si deve in conferenza, oltre che molto bella. Lo hai visto Grazie. live? Dimmi com'è il maestro, ovviamente si riferisce a Mario Rui in real life. È Ma una fan di Mario. il maestro è un vero maestro. Tra l'altro, a Di Maro lo pubblicai anche su TikTok. Misi il maestro che insegna l'arte del tamburello perché stava, stava firmando ovviamente le magliette, anche se purtroppo col Covid quest'anno è stato, cioè Mm. l'anno scorso, quest'estate è stato un pochino più bruttino, tutti mascherine e quant'altro, però è abbastanza un personaggio. Fuori dal campo, anche dentro al campo qualche Sì. volta. Però devo dire, quando poi abbiamo con lo staff abbiamo portato il tifoso giapponese a Castelvolturno Sì, e ha incontrato tutti i giocatori, Marietto Rui è stato uno di quelli che si è fermato per più tempo, che ha voluto sì, no, salutare è tutti. bravissimo. È veramente uno che ci È tiene. molto umile, tra l'altro, Mm. molto umile. E Ti invece ti chiedono, dico, sì? qualcuno fa un po' le sgommatine con le auto ed è un poco anche no, Qualc- perché magari qualcuno alla mia età, per dirti, sì, capisco che i riflettori qualche volta possono dar fastidio, però magari io con qualche milione dormirei tranquillamente sul cuscino hai se poi ragione. mi viene fatto un video di un'auto, soprattutto perché ovviamente a Castelvolturno ci sono degli step dove arrivati a certi cancelli possono valicarli soltanto gli addetti stampa, non può Certo. andare il tifoso completamente lì, fatta esclusione magari di qualche volta e quant'altro. Quindi quando si arriva a una determinata parte, tu anche giocatore sai che io sono soltanto un addetto stampa. Giustissimo, quindi E non devi quindi, avere delle reazioni, capito, certo, qualche volta penso, non è questo il mio caso, però qualche volta penso che a volte il giornalista è lì per farti quel video di 5 secondi e sarebbe bello se tu rispettassi il lavoro di quel giornalista che magari è venuto lì fino a Castelvolturno per fare il video, per inviarlo a emittenti televisive, siti e quant'altro, 5 secondi che ti fermi, non dico neanche ciao con la manina, eppure io lo farei tranquillamente, ma evidentemente
Se sono qualcuno famosi loro, ci sarà anche un motivo. fuori di sgommate, qualcuno evidentemente è più attento. Ti chiedevano se scambieresti Fabian per Luis Alberto, l'amico Ah, Latte Più, beh, se non sbaglio anche tifoso della Lazio, quindi ci stanno anche altri. bello, questo è bello, questo è bello. Ti dirò, a me Luis Alberto piace tantissimo, piace davvero, davvero tanto. È una tua scelta fantacalcistica? Chiedo. No, no, non sono No? mai riuscita a prenderlo. Devo dire, anche questa, seppur quest'anno dicevo, la Lazio me li devo prendere tutti col Sarri, secondo me non sono riuscita a prendere neanche uno. Veramente Tutti l'hanno pensato. sono andati a ruba tra quelli di Sarri e i trequartisti di Murigno, Pellegrini, Ah. Zaniolo, Mkhitaryan, non si è capito davvero nulla. Sai, è molto difficile, ti dico incredibilmente di sì. Ti dico di sì, perché Fabiano mi piace molto, però Luis Alberto per me è un mago, è davvero un mago con il pallone, la mette dove vuole, e poi non ha quel tiro dalla lunga di Fabian, però ti dico che mi piace perché Luis Alberto poi lo vedo in tutte le zone del campo, palloni incredibili, quindi mi piace davvero, davvero tanto. Più rifinitura forse Luis Alberto, e Sì, poi li chiamano entrambi il mago alla fine, cioè eh è sì. è particolare questa cosa. Ti chiede Raul, Jeff Bezos a che sta? Come, cioè, a che percentuale siamo arrivati? Ma non era tra 4 anni circa? Vedi, bravo, bravissima. Che Raul fa ironia, ma non dobbiamo fare ironia perché c'è tempo da aspettare e questa era stata una notizia data con a lunga conservazione, dico io. Quindi non possiamo permetterci di esprimerci. Evidentemente è una trattativa lunga, che 4 anni, evidentemente saranno quei soliti contratti lunghissimi De Laurentiis pieni di clausole che neanche lui. Guarda, Presidente, ma lei deve vendere, basta, è arrivato il cash. No, 4 anni perché io voglio fare. Cos'era il centenario, giusto? Ah Qualcosa già, esatto, e rimanere sempre presidente onorario, eccetera, onorato. eccetera, e quindi nel centenario. Ma io ve lo dico con Claudia testimone, è più facile che Bezos si compri il Bari che non... E l'ho detto e Più la che chiudo altro, qua. sai che cosa penso? Tornando seri, che non voglio neanche prendere in giro la fonte di questa notizia, non è... io poi non faccio calciomercato, quindi evidentemente le fonti le avranno loro, io non ne ho fatte esclusioni di piccole cose, ma non mi occupo di calciomercato. Più che altro mi chiedevo, ma il patrimonio adesso me lo sono anche già dimenticato perché sono delle cifre così abnormi che il tempo che le vedi non capisci neanche quella Sì. cifra, forse non la sai neanche dire in italiano. E penso chi ha tutti questi soldi, innanzitutto penso, non so, possa comprarsi tutto, penso davvero tutto. Si possono comprare, ti do una cosa perché è successo con Elon Musk e stiamo lì come patrimonio, sono loro due che comandano il mondo. Elon Musk ha appena comprato Twitter per 45 biliardi Mamma e si faceva un calcolo che avrebbe potuto comprare le prime 22 squadre del mondo, cioè puoi comprare il Real incredibile, Madrid, il Barcellona, il Manchester incredibile. City, tutte le puoi comprare con quei soldi là. Incredibile. E quindi Quindi mi chiedevo, ma è una domanda sciocca, sciocca. Un signore con questo patrimonio non può davvero svegliarsi domani mattina e si trova a Napoli e stringe la mano a De Laurentiis e si è anche già comprato il Napoli per questo finale di queste 3 partite. Cioè, credo, poi non so. può farlo quando vuole e come vuole e non lo veniamo nemmeno a sapere noi. Quando lo fa è già È già fatto fatto. e noi lo scopriamo probabilmente dopo. Questa è la cosa che mi sento di dire. E ti chiedono se ti toglieresti Victor per una grossa cifra per poi investirla nel gruppo squadra. Mamma mia. No, Tosta questa ragazzi, qua. no, non me la sento. Eh. Non me la sento. Non me la sento perché poi bisogna vedere come vai a rimpiazzare Osimhen.
come lo vai a rimpiazzare. A me è un centravanti, come ho detto prima, che mi piace molto, perché qualche volta è stato usato male, ma in realtà per me ti dà una varietà di soluzioni importanti, perché il colpo di Giusto. testa ce l'ha. Il lancio deve migliorare un po' in quella protezione palla, perché davvero non è il suo fondamentale, non è alla Vlahovic. Scusami, Ah, la risultato cronaca, siamo al 97, penso sia, incredibile. e proprio Criscito è andato sul dischetto che aveva Ha sbagliato sbagliato. l'ultimo e l'ha segnato, ragazzi. È successo l'imponderabile. È successo ancora una volta l'imponderabile. E poi, e mi ricollego a quello che ha detto Paolo oggi, Spalletti ci ha parlato di un campionato più difficile, pure Ioen perde col è un campionato che andava vinto a mani basse da chiunque, e invece era proprio... No, a un certo punto, Valerio, ti assicuro, scherzavo con qualche mio collega, amico in redazione, dicevo, ma qualcuno ha avvertito forse Napoli, Milan e Inter che vince chi fa più punti, non chi ne fa di meno? A un certo punto nessuno riusciva a vincere. L'Inter 7 punti in 7 partite, un suicidio senza precedenti. Il Milan che veramente partite obbrobriose, qualcuna vinta una, tutta quel filotto di 1-0, poi di 0-0, che è anche un po' lo strascico, che in realtà poi leggevo non perde da 13 partite. Non perde da 13 partite, quindi in realtà poi rosicchiando tutte quelle piccole cose e considerando che invece qualcuna come Napoli e Inter sono proprio fermate, si trova lì, ma davvero è stato un campionato per me, si può dire bello, perché adesso si combatterà fino alla fine, ma è stato pessimo in realtà. La Juve ha perso, è un segno, ma è un segno di che è un segno che dobbiamo arrivare terzi, che non dobbiamo mollare questa cosa, il campionato non è finito, qualcuno lo dica, come lo sta dicendo Claudia e come lo stiamo dicendo noi. Togliamoci sto sfizio, non smobilitiamo, non andiamo in vacanza ancora, è presto. Vero. È presto, mamma mia, mamma mia. Senti, questa domanda mi ha messo in crisi nell'ultima live che ho fatto, e io ti anticipo che la mia risposta fu Spalletti. Tra Mertens e Spalletti, chi sceglieresti, visto che i due insieme non possono coesistere? Secondo me è meglio risolvere il problema prima, questo problema. Io durante la live risposi Spalletti, sempre per il concetto progettualità, se è scelto un allenatore, eccetera eccetera. Quando poi ho visto la reazione di Spalletti alle parole di Mertens, mi sono un attimo freddato e non so più rispondere a Fernando. Mi aiuti? Questo è difficile. È difficile. Questo è davvero difficile. Perché non vedo nemmeno in lui cioè non lo so se anche lui è convinto del progetto adesso. Cioè allora, mi è sembrato quasi: ho fatto la Champions, non mi dovete dire più niente, silenzio, abbiamo fatto quello che mi hanno chiesto, punto. Come se anche lui non avesse quella prospettiva che invece ho visto da Mertens, anche da tifoso. Cioè Mertens ha detto: con me o senza di me, compriamo i giocatori forti e riproviamoci. Ci riproviamo l'anno prossimo, sì. Però ti dico, mettere su un progetto, se la poniamo sulle basi del progetto, porre un progetto su, comunque, Mertens, io impazzisco, lo sai quante volte ne abbiamo parlato, quante volte ho sofferto al non vederlo in campo. Mettere su un progetto su un 35enne è chiaro che non è... Come fai? Chiaro. Certo, c'è anche il Milan che ha messo il progetto su Ibra, ma infatti poi Ibra non si è fatto neanche una partita quest'anno. E scusami, voglio giusto dire per tutti quelli che servono giocatori di personalità, Ibrahimovic non si è fatto neanche una partita. Per carità, nello spogliatoio avrà incitato chiunque, sarà stato importantissimo, però poi non va neanche oscurato il ruolo di Pioli, quindi pensare che poi il Milan è lì dov'è grazie a Ibra che nello spogliatoio carica. Non basta quello, magari può aiutare aiuta, avere perché un Ibra... è un uomo di personalità, quindi prende Leao e gli dà un buffettino dietro e dice: basta fare 18 dribbling, direttamente metti la palla sul secondo palo, sii un po' più concreto, qui servono punti, quindi su questo non ne ho dubbi. Ritornando alla domanda,
È troppo difficile. Io sceglierei entrambi, sceglierei assolutamente entrambi. Vorrei che si trovasse una linea dove Spalletti non dice che si prendono le imbarcate con Mertens, perché per me Mertens è assolutamente fondamentale ancora per questo Napoli, ma fondamentale a livello di gioco, a livello di quello che fa in campo, quindi non sarebbe un rinnovo per la carriera, per i Giusto. 148 gol col Napoli, per il capocannoniere all time della storia del Napoli. No, si fa il rinnovo per Mertens, per quello che vale ad oggi, che è attualmente a 11 gol. Quinta stagione in doppia Doppia cifra. cifra. Parliamo di un giocatore davvero che, Valerio, ma ti dico la cosa più stupida, vede la porta, che non è poco nel calcio. Non è Avere poco un nel Napoli. giocatore che in un nanosecondo rientra e te la mette sul primo palo e fa gol contro il Sassuolo e fa gol contro il Torino e l'ha fatto anche all'andata col Sassuolo, l'ha fatto contro l'Atalanta, quindi è ancora decisivo, ancora importante, ma io poi quando lo vedo mi innamoro, ogni partita mi innamoro di Mertens e capisco perché ne ero innamorata il giorno prima. Ogni giorno si rinnova questo amore perché per me è di più, per me è superiore agli altri 10 che lo accompagnano, ha proprio una visione di gioco, tu lo vedi assolutamente perché hai un modo di vedere il calcio che poi è affine a come lo vedo io, come lo vede Paolo, ma Sì. quanto è bello quando lui di prima smista quei palloni, di prima. Poi qualche volta qualcuno lo può pure sbagliare perché giustamente di prima ti fanno un contromovimento, ti recuperano la palla, ma quell'idea che già oltre gli stanno passando il pallone, lui già ha visto Lozano che scatta, lo serve, ha già visto Osimhen che scatta e lo serve. E lo stesso Osimhen, perché lui aiuta un po' tutti a giocare un po' meglio. L'esempio che voglio fare agli amici e alle amiche che sono in chat, per chi ha giocato un pochino anche nei campetti, anche 5 contro 5, capita che ti trovi, magari sei un po' più scarso, ma ti trovi un paio forti nella tua squadra, cominci anche tu a fare, oh, mo ce la passiamo un po' di prima, mi sento... È così, e ragazzi, credetemi, io vedo Osimhen che viene incontro e smista quando c'è Mertens e a volte si fanno il contromovimento. Insigne non te lo dico proprio, va a nozze perché si conoscono a memoria. E questo forse sono Claudia, gli automatismi che poi si crearono nella squadra di Sarri dove un po' tutti facevano, giocava di prima con Callejon e si creava quella e i giocatori avversari, vabbè, non la prendiamo oggi, non c'è niente da fare. È così. Quel famoso rinterzo che quando abbiamo parlato di Spalletti, della comunicazione, sì. qualche cosa mi piace, certo, non mi piace quando si parla, che era l'amico precedente che aveva detto Vesuvio, pizza, mantello contro mantello, supereroi, questo è una parte che non mi piace, però evidentemente per fare un qualcosa a livello di comunicazione che a me personalmente non mi fa impazzire, però quando uso per esempio il termine rinterzo, ti dico, io ignorante, e voglio capire ovviamente il mio allenatore, il mio tecnico che cosa dice, vado a leggere rinterzo, Google, giorni d'oggi, per fortuna, è tutto a portata di mano, mossa, biliardo. E mi sono andata a vedere una pagina di biliardo dove ovviamente quando con la palla va su un'altra e tocca la terza palla per il movimento, e lui intendeva che Osimhen doveva fare quello. Spettacolo. E per me quella serata ho detto questo è un genio perché non l'avrà capito nessuno, perché quando lui ha detto rinterzo secondo me non l'ha capito nessuno, a meno che non ci sono dei... Ma tu hai avuto quella curiosità, l'umiltà e la curiosità certo. di andare a vedere, ma così poi si cresce, non c'è sta niente da fare. Mantello il supereroe è la versione alternativa del veleno. E che è così. Bellissimo. Comunque gli amici Bellini sono di altro livello. La comunità Bellina vuole sapere se Claudia vessa gli uomini, perché ha fatto anche storia il discorso di ADL sulle amanti, eccetera, eccetera. E rimanendo un po' questa è la domanda, perché Valerio? Perché? Perché?
Perché? Tu ce l'hai una risposta? No. No, io non ne ho idea, davvero. Non ne ho la più pallida idea perché non si può non dire che è stata un'uscita infelice. Un'uscita infelice di oggi proprio ne parlavamo in trasmissione, evidentemente di un uomo che non vive di calcio, perché non puoi credere che la passione sia frustrazione. Cioè, Già, non c'entrano minimamente, sono 2 cose completamente diverse. Poi se mi parli di determinate, fazioni che fanno determinate cose, esagerati, la foga, che si scantona addirittura nella violenza, quello è un altro conto. Ma se parliamo della passione che mettono i tifosi nel sostenere la squadra da anni e anni e anni, quando abbiamo perso, negli anni più bui, quando durante le retrocessioni, il fallimento, se poi si viene detto che i tifosi del Napoli riversano le diverse vessazioni che ottengono da mogli, amanti e quant'altro, per me siamo fuori strada e lì una contestazione proprio a macro lettere mi sarebbe piaciuta perché a un ci certo sta. punto ti dico la verità, non ci si può permettere di dire davvero tutto. Davvero tutto, il tifoso deve stare in silenzio, deve andare allo stadio e deve pagare i biglietti e deve sostenere la squadra, perché poi è stato anche detto che non è giusto contestare. Io non sono d'accordo. Io non sono d'accordo. Sì, Guarda, è una perché tematica ostica, forse non avrò l'approvazione, non so, neanche tua. Paolo pure qualche volta ha detto "Oh, va sostenuto", però io credo che se faccio il mio lavoro e non sono bravo a fare il mio lavoro, io credo che di critiche ne arrivino e come. I come no? giornalisti li fanno neri, neri, come va o non va Giusto. li fanno neri. Tu prendi in 7 minuti 3 gol a Empoli, è il minimo per me, perché butti uno scudetto. Oltretutto, io aggiungo che è stata anche una conversazione civile, Infatti, con toni giusti, moderati, che mi ha fatto apprezzare l'ambiente Napoli, quello delle frange dei tifosi che di solito sono più insomma criticate, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto il modo in cui l'hanno fatto e ho avuto testimonianze da chi è stato allo stadio. Faceva un po' dispiacere per chi, magari per i tifosi più giovani che non riescono a capire questa cosa, però la contestazione per me è anche parte di quel 6-1, cioè una reazione che insomma i giocatori hanno dovuto dare anche per loro stessi. Io sono d'accordo con te. no, ma ti faccio anche riferimento perché avevo sentito che Osimhen si era un po' Sì. lamentato dopo Empoli. Per me è più che giustificato. 3 gol in 7 minuti dall'Empoli che io sono andata a rivedere per fare 3 gol. L'Empoli ci ha messo 4-5 partite. Non vinceva, appunto, lo sappiamo, dal Maradona stesso. Per me è più che giustificato. Poi è chiaro, c'è tutta quella parte di bisogna sostenere sempre e comunque, verissimo. Però ci sono certi momenti dove non si può davvero giustificare tutto e tutti. Se c'è stata una prova davvero, davvero horror, deludente, con errori di singoli, con davvero l'incredibile, perché 3 gol dall'Empoli credo che possa essere un record, cioè è un Lo record a resterà. tutti gli effetti. In 7, cioè, perché pure sarà qualche record sicuramente per l'Empoli nella storia, ma forse anche in Serie A, forse di una squadra davvero, davvero. L'hanno detto, no? L'hanno detto, l'avrà detto, credo proprio Andreazzo. Questa sarà la partita che va raccontata poi ai nipotini, resta nella storia della società, non c'è alcun dubbio. Claudia, io, Giustamente. io non ti voglio trattenere a lungo, prendo le ultimissime domande dagli amici bellini, Vai, tu sempre libera di salutarci quando vuoi. non Um, preoccuparti, mi sto divertendo. sono sfiziose anche. Se potessi scegliere un presidente, chi sceglieresti e perché proprio un clone di ADL Mamuto? No, bellissimo, No, bellissimo. Pierluigi invece va più nello specifico. Secondo te ADL ha fatto fare esperienza al figlio Luigi al Bari per passargli il testimone del Napoli in un prossimo futuro? Questa non l'avevo immaginata, però effettivamente è plausibile perché, perché evidentemente Luigi è un po' diverso da Edo. Mm. È un po' diverso da Edo come evidentemente lo vede Aurelio. Poi Aurelio
una certa età inizia ad averla. Secondo me Sì. qualche colpettino si può perdere per la via. Ricordo anche la conferenza a Roma, ricorderai? La Come no? conferenza a Roma dove bisognava quasi smantellare totalmente la rosa, perché ovviamente c'era una crisi incredibile, saranno accettate qualsiasi offerta. Nemmeno straordinario. Prima erano irrinunciabili, poi sono diventate adeguate, poi adesso evidentemente stanno andando porta a porta, che devo dire, ti smisto mal qui, ti interessa? No, Vedi. ho un Gulam, ho un As. Quindi qualcosina se l'è perso purtroppo De Laurentiis, e secondo me questa cosa se l'è sentito. Un Allan non mandato in tempi più tempestivi ti brucia. Un Koulibaly che ormai te lo ritrovi, che per carità ti ritrovi Koulibaly, però Koulibaly a un certo punto si erano parlate di cifre indefinibili. Mi ricordo anche delle altre sue dichiarazioni che disse ma se Maguire è stato acquistato per 100 milioni, Koulibaly ne vale 150. Ma Maguire è un errore tra i più clamorosi della storia del calcio, cioè, diciamolo chiaramente. È diventato no, ma è diventato un meme. Allora, Maguire è diventato un meme. È un meme a tutti gli effetti. Perché su Instagram si fa Harry Maguire e si vedono gli errori di tutti. È così. Mamma mia. Ci dici 3 difetti e 3 pregi del grande Paolo Del Genio? I difetti non li posso dire perché altrimenti in trasmissione non ci vado più, ragazzi. Voi siete pazzi, voi mi volete far licenziare in tronco. Si sono impazziti. No, i pregi, diciamo i pregi. I pregi è una brava persona, è proprio una brava persona. E non soffre minimamente di manie di protagonismo. Non so bene, i miei concetti sono sempre larghi, non sono fatta tipo, anche perché puoi dire Paolo è solare, non so, è simpatico, è solare, è bello, però per dire non soffre di manie di protagonismo, lascia spazio, ma si vede anche che si è fatto attorniare comunque da giovani come noi, ci lascia spazio, ci fa parlare e spesso questo non accade in giro, perché giustamente uno si vuole mettere sempre il risalto. E per dirti anche come lui proprio, che visto che hai fatto la puntata dedicata, come lui considera, non voglio dire tratta perché già trattare sembra, come lui considera le donne è già tanto in questo campo, perché c'è tanta strada da fare, c'è un'idea un po', direi un po' anacronistica, è vero, delle figure femminili nel mondo del calcio. Purtroppo la società è fatta in un determinato modo dai tempi dei tempi, quindi è difficile a volte smantellare certi costrutti sociali che partono da molto lontano. Però se tutti iniziassero magari a non mettere delle bellissime ragazze, però magari perché sono bellissime ragazze, però che magari amano il calcio, non dico che ne capiscono, perché non voglio parlare di ne capiscono, perché poi è tutto relativo, ne capiscono, non ne capiscono, perché altrimenti chi non ne capisce non ne può parlare. Ma allora non è vero, non è vero se prendi i maschi, perché tutti i maschi, tra tutti i maschi che vanno in televisione ce ne stanno parecchi che non ne capiscono, proprio a livello proprio oggettivo, quindi comunque non ci sarebbe equilibrio. E non ci sarebbe equilibrio, cioè se ci sono i maschi che non ne capiscono, ci potrebbero essere le donne che non ne capiscono. Maschi vallette non ne vedo utilizzati, e quindi questo anche questo potrebbe essere un momento di crescita. Si potrebbe crescere in tal senso, si potrebbe crescere, ma c'è tanta strada da fare, vale, davvero c'è tanta strada da fare, perché poi ti ripeto, smantellare determinati, perché c'è ovviamente chi accende la televisione soltanto perché sa che vedrà una determinata bellissima ragazza. Il problema è che secondo me poi si inizia col pregiudizio, vedi un'altra ragazza che non è quella ragazza,
che ha un microfono in mano e sta raccontando quanto accaduto in conferenza, o la vedi nelle emittenti nazionali e dici vabbè, non capisce nulla. Esatto, esattamente. Poi un Hai proprio uomo al centrato. pari, come dicevi tu, con lo stesso microfono, ha già più credibilità di base di quella stessa donna. Però devo dire, non tutti, perché per esempio anche i complimenti che ricevo, che ho ricevuto per le domande fatte, quindi vuol dire che c'è chi non si lascia ormai più prendere da questo pregiudizio perché ascolta, perché ascoltare è importante. Esatto, e chiudo questa fase del discorso. La donna appassionata di calcio era il desiderio dell'uomo, poi però devono dire che non ne capiscono, ma come va che frega? Certo. Certo. Allora, io poi faccio anche un mea culpa. Io feci, poi c'è il politically correct, eccetera, eccetera, che io cerco di evitare, perché quando diventi io non penso di essere un personaggio pubblico, però la responsabilità quando si arriva a 13.000 persone che ti seguono, che sono iscritte, la sento, perché poi ho scoperto ci sono bambini piccoli, le parolacce, via, non le dico più, perché le ripetono e pensano che così si fa, quindi la responsabilità ho cominciato a sentire. E io feci un meme che a me faceva ridere tantissimo, che però poteva essere visto come sessista, e c'era all'epoca dei meme, quelli là proprio stilizzati, e c'era la donna che diceva a fianco all'uomo, e la donna diceva vai, corri, tira, e l'uomo diceva no, l'intensità allarga verso le fasce, eccetera, eccetera. E la donna rispondeva solo corri, tira, che è un classico non delle donne, ma di chi non ne capisce. E l'esempio ce l'ho qua in America, l'amico mio Pasquale, e lo dico tranquillamente perché l'amico mio Pasquale è così, e io le partite con lui non le ho mai potute vedere. Tira da centrocampo, Mario, tira! Allora non è un fatto della donna che tu la spingi in cucina, come al mio meme all'epoca, è di non capirne di calcio, e con questo abbiamo chiuso, perché non c'è proprio dubbio. È corretto. Internos League, che ringrazio per la donazione, chiede che 11 immagini l'anno prossimo e per i nuovi acquisti punteranno secondo te su titolari o talenti da crescere per sostituire i partenti? Se punteranno sui titolari oppure talenti da crescere per sostituire i partenti? Cioè i nuovi acquisti saranno degli acquisti che tu metti subito in titolare. Ti faccio un esempio, secondo me Kvaratskhelia è un giocatore che però tu devi anche forse aspettare un pochino, non te lo immagini già pronto. Sì, credo che il lavoro da fare sarà importante, perché sarà importante, perché è vero, la rosa si è dimostrata in certi punti rifornita, scoprire Juan Jesus in maniera inedita, riscoprire Lobotka, quindi però appunto andrà via Insigne, mi immagino Gulam chiaramente via, Malqui, c'è anche secondo me un po' il dubbio Zanoli, forse un po' la domanda se può essere davvero l'alternativa a Di Lorenzo, perché poi ci sarà la Champions, ci sarà un periodo tutto di tantissime partite, Di Lorenzo non se le può fare tutte assolutamente. Vedi che però sei in sintonia, Di Lorenzo non può giocarle tutte, quindi serve anche a destra, è giusto così, sì. Continua. Sì, no, è corretto, perché appunto dice il mio pallino è il terzino sinistro, loro poi giustamente c'è anche il terzino destro che non è andato tanto nell'occhio, però poi alla fine Mario Rui se le ha fatte tutte, praticamente, e poi è stato Di Lorenzo che all'ultimo ci ha fatto lo scherzetto, poverino, davvero mi è dispiaciuto, è pesato, perché poi Zanoli, grande prestazione contro l'Atalanta, poi è andato in difficoltà, ma perché mantenere il passo della Serie A, i dribbling contro dribbling, ma anche la forza fisica soltanto, poi secondo me è un ragazzo che ha prospettive, ma vale, una cosa davvero è giocare in partita, è una cosa è allenarsi per un anno con una squadra di Serie A come il Napoli, però giocare in partita un po' sulla questione i portieri. Per esempio io sui portieri credo che il dualismo non è accettabile, a mio avviso. L'abbiamo visto non soltanto perché il più famoso per noi è Meret Ospina, ma anche a Parigi Keylor Navas, Donnarumma, e hanno sbagliato. Donnarumma lo stanno bruciando, così come Meret, ma perché
le situazioni di gioco che capitano in quella determinata partita non sono allenabili. Un'uscita Mm. la puoi allenare, ma in quel momento che per dirti, non lo so, mi viene in mente il gol di Ferrari, per esempio, del Sassuolo, non so perché mi viene in mente quello, però per esempio devi fare un'uscita, una cosa è provarla, e una cosa è farlo davvero, un'uscita, anche il gioco con i piedi, perché giocare con i piedi è anche una cosa in allenamento che lo alleni per un anno, sei migliorato perché sei migliorato, però poi vai in partita, lì ti arriva Pinamonti, non ti arriva Petagna, non ti Esatto. arriva anche Osimhen, però per dire l'intensità di una partita non può mai essere quella dell'allenamento, la paura che può avere un portiere che sa che non è bravissimo con i piedi non può essere la paura tra l'allenamento a Castelvolturno, tra gli occhi di Baldini, Spalletti e poi quella in partita che sei da solo. Portiere che si è anche infortunato un po' troppo spesso, quindi un po' di cose che insomma ci fanno capire anche questa domanda, la situazione Ospina, possibilità che Ah, rimanga? Chi vedresti come possi- sostituto? possibilità che rimanga la scelta, Spalletti l'ha fatta Mm. abbondantemente è su Ospina a tutti gli effetti, mentre Meret va verso la cessione, anche se è molto chiara la questione, la società è schierata dalla parte di Meret, l'allenatore dalla parte di Ospina, perché è chiaro che su Meret è stato fatto un investimento di 25 milioni, è completamente, io sono andata a vedere la valutazione che poi sono relative, però di Transfer Market, se non erro, è sceso a 12 milioni, non vorrei Eh. sbagliarmi, qualcosa del genere, ma che fa capire, ha perso la titolarità, tanti infortuni, piccoli infortuni. In realtà lui arrivò già a Napoli nel 2018 con un infortunio, quindi già quello forse poteva essere una spia, però è chiaro che ci sono quelli traumatici, quelli muscolari e quant'altro. Come sostituto non me lo immagino, non me lo immagino francamente. Potrebbe essere uno di quei nomi nuovi che noi non conosciamo e magari già hanno Che, s- individuato. che ne usciranno ancora tanti. Il Sì. calciomercato, ti dico, è tipo una delle mie zone proprio che detesto, però è giusto, bisogna parlarne. Sì. Si parla Doma- perché è bello, perché poi per gli addetti ai lavori, sai che cos'è? Guarda, te lo dico proprio come tra amici, ti vai a informare su tutti i calciatori possibili, tutti i nomi che escono, a un certo punto sai la nazionalità, l'età, quanti gol hanno fatto, il ruolo, controruolo, poi ovviamente di squadre, capì? La squadra svedese, la squadra norvegese, che poi ovviamente il Napoli non è che acquista, che dirti, non lo so, Foden, allora capito, dice lo vabbè, conosci Foden. dentro e fu. Dice Foden, Benzema, ovviamente sono il norvegese, il macedone, pure quando è arrivato Elmas, ovviamente, se qualcuno mi dice che conosceva Elmas, me ne vado, me ne Bugia. vado. Come, Bugia. capito, Guaraschelia, non si può conoscere, giustamente, giustamente, come è giusto che sia, e quindi, capito, ci andiamo a informare, così, e poi però non arriva uno, due. Di tutti i nomi fatti, sì. Quindi Valentina detesto il calciomercato assolutamente perché mi faccio una cultura improvvisa di questi giocatori in ogni parte e poi ne arriva mezzo, insomma. Da vedere poi, perché poi va visto. Nell'idea del calciomercato, senza fare nomi, questa domanda è un po', secondo me, punta giusto. Credete che il cambio generazionale inevitabile di calciatori che vivono da anni questa situazione di non vittorie può far bene per trovare nuove motivazioni? Sì, per me sì. Lo penso da molto. A un certo punto ho pensato che questo fosse un gruppo stanco, un Ah, gruppo demotivato un po', vessato. un gruppo che arriva comunque da un Ah, ammutinamento che è comunque clamoroso. Arriva da un esonero di Ancelotti, un percorso con Gattuso, tanti dissidi, prima parlavamo di dissidi, ma davvero un viatico di questo gruppo troppo, che per me è un po' saturo, quindi per me è un ricambio generazionale, un Elmas della situazione, un Guaraschelia che ti porta a gamba,
dribbling, fantasia, non sa niente, arriva nel campionato italiano super voglioso, ovviamente di mettersi in mostra per se stesso, per la squadra. Come poi arrivò Osimhen, che comunque arrivava da Lille, quindi... Però quando Eh, Osimhen è arrivato voleva distruggere qualsiasi cosa, perché è un giovanissimo ragazzo, voleva mettersi in mostra e quindi spacca. Quindi per me sì, assolutamente può far bene, può far bene. Proprio così. Claudia, io ti voglio ringraziare, sei stata carinissima. Le ultime proprio due domande. Sì, anche perché credo che il mio cellulare la batte... Ah, 5%, va bene, ce la Oh, facciamo mamma ancora. mia, straordinaria. Ti sei fatta un'idea dei tanti infortuni? La domanda gliel'hanno fatta al preparatore, ma c'è stato insomma Covid 80%, 50%, diciamolo perché 14 giocatori su 28, se vogliamo essere precisi, ma non fa E la niente, metà. non vogliamo essere puntigliosi. Ti sei fatta un'idea di questi infortuni? Vale, dietro questa cosa c'è tanto, si è chiacchierato tanto, perché poi giustamente qualche personaggio ha parlato e quindi ha messo qualche pulce nell'orecchio ovviamente ai più, perché poi a volte arrivano Anche a De soltanto, Laurentiis, no? c'è il fatto che non corrono. Credo che De Laurentiis si sia chiesto come il tifoso, dice, ma c'è qualcosa che non Sì, va? che poi mi hai fatto ridere prima perché ti avevi detto a chi non capisce nulla di calcio, correte, correte, De Laurentiis è la prima cosa. A me è sembrato che il Napoli non corresse rispetto a... Era una battuta. Era una Non ci battuta. sta, ci sta. Però sì, però ti dico, io questo tono muscolare che cala non l'ho visto, perché comunque contro il Verona siamo andati in rimonta, contro l'Udinese siamo andati in rimonta. Questo tono muscolare che casca, no, però la preoccupazione che per esempio Anghissà 3 partite consecutive se le finiva per terra, improvvisamente Lobotka che pure si è fermato un po' troppo, tutti questi problemini muscolari effettivamente sono stati troppi. Possiamo credere alla buona fede, perché comunque gli esperti sono loro, c'è Sinatti che lavora, c'è lo Senza dubbio. staff medico. Non posso credere che loro non abbiano dati, statistiche, condizioni dei giocatori, sanno quanto possono, tra virgolette, stressare un calciatore per costituzione. Il fisico di Lukaku non è il fisico di Mertens, loro questo lo sanno benissimo, il fisico di Osimhen non è quello di Demme, quindi sanno benissimo, sanno anche i giocatori più che hanno una predisposizione agli Agli infortuni. infortuni, i tipi muscolari ovviamente, perché poi quelli traumatici non te li puoi aspettare, Osimhen la botta su Skriniar non te l'aspetti, mentre qualcuno alla Gulam fragilino te l'aspetti, Gulam rebus per sempre, non è mai più ritornato, però qualcuno ha parlato, appunto ha messo qualche pulce nell'orecchio, ti dico che comunque nell'ambiente rispetto a preparatore e staff si parla benissimo dello staff medico attuale, si parla bene e anche chi c'era prima parlava benissimo di chi c'è oggi. Esatto. Allora, sì, Poi quello che hai detto è giusto, la buona fede, mettiamo quella se si davanti. evolvono le cose, magari cambiano un po' le dichiarazioni, magari perché qualcuno è uscito e arrivano tante chiacchiere. Io non posso saperlo, non può saperlo nessuno, questo è quello che si dice. Certo è che in generale chiacchierare dopo su chi c'è non è comunque carino, perché per chi non conosce, cioè il tifoso che non sa giustamente tutto pedissequamente, metti una pulce nell'orecchio e quindi E non si leva più. si popolano le trasmissioni. No, perché prima noi zero infortuni, così. È anche vero quello che dice Sinatti, è vero che il Covid scientificamente porta degli strascichi muscolari, quindi siamo anche in un'altra era. Non so se Come è no? corretto proprio fare un confronto tra
questa era, tra virgolette, di Covid, che ancora ad oggi, Vale, ma proprio in generale a livello sanitario scopriamo a volte a posteriori di anni quello che ha portato il Covid, anche a Beh. volte per danni cerebrali, si parla addirittura veramente problemi di cuore. Quindi non possiamo sapere, cioè secondo me mettere a confronto un'era con un'altra era, dobbiamo stare alla buona fede, anche perché poi di infortuni muscolari ne è stato pieno tutto il campionato. È vero che il Napoli ne ha avuti tanti, ed evidentemente loro la domanda se la sono posta, però ti assicuro che lo staff medico è di primissimo livello, e su questo non si discute. Poi evidentemente sarà la preparazione che può cambiare ogni 3 giorni, col Covid, e forse è arrivato, non so neanche se si può parlare di aggiornamenti, non aggiornamenti, di nuove, perché comunque il calcio sta Sì. cambiando, cambiano le regole, quindi cambia il calcio, cambiano i fisici. Sciocchezza. Camavinga, l'hai mai visto Camavinga 19 quanti anni c'ha? Camavinga è un fisico già sviluppato. Adama Traoré, Mamma mia. bodybuilder. Però per dire, per esempio Mertens, prima di essere un falso 9, aveva tutt'altro fisico, dopo si è robustito tantissimo per fare il centravanti. Per me sta cambiando Giusto. il calcio, quindi forse serve una sorta di aggiornamento, evidentemente non lo posso sapere, di preparazione, di preparare questi giocatori ogni 3 giorni. La butto lì. Claudia, io non so come ringraziarti, ci sono tantissimi complimenti. Luigi poi mi dice Grazie mille. Claudia, batteria del cellulare, straordinaria Claudia, giusta Sì, ne ho pochissima osservazione. perché ho visto che è Arriviamo diventato 1%. 1%, arriviamo a 200 like per Claudia, non fa niente, i like non arrivano perché state tutti belli attaccati a guardare la trasmissione e io sono contento e ti faccio andare via con Alberto che dice io lo conoscevo a Kvaratskhelia, un anno fa l'ho puntato, ne parlammo anche in live, ma ti dico Claudia, è perché lui ha la moglie georgiana e con questo possiamo salutare, io non so come ringraziarti. No, Vale, figurati. Mi ha fatto davvero piacere, mi ha fatto davvero piacere. Quando si chiacchiera di calcio in questo modo bene, mi piace tantissimo. Poi lo sai, ho 1%, spero di farcela, ma io ti stimo davvero, mi piace come affronti il calcio, il lavoro che fai, vedo che ci metti passione, che ci metti competenza, analisi, tutto, non sei mai banale, tra l'altro. Grazie infinite. Rivediti questa live perché ci sono tantissimi messaggi. Te la rivedrai dopo perché è talmente bella Claudia che ha portato il cellulare a scadenza, a scadere il tempo. Rivediti questa live per tutti i messaggi. Non chiudo la chat, ti puoi andare a rivedere tutti i messaggi bellissimi e chi ne vuole mandare altri adesso, vedi? Cioè così Claudia amica Perrino me la vorrei interrogare, sempre calma, grande Claudia, buonasera a Claudia, brava Claudia, tutti i messaggi che magari lei potrà rivedere dopo quando avrà un minuto eccetera eccetera. Amici bellini, non voglio chiudere la live, io voglio anche, io ho capito che alcune amiche belline o non c'hanno Telegram o si sono non ingolosite ma intimidite. Io volevo la presenza dal vivo di alcune di voi, di tutte voi. Vi ho visto in chat e questo già mi basta. Ne vorrei vedere di più proprio dal vivo. Ma una sorpresa ce l'ho e ve la lancio non in anteprima, ma ve la lancio così. Ciao a tutti amici bellini, anzi come dico io bellinissimi. Mi dispiace di non poter partecipare alla live stasera, però vi registro questo video sperando che vi possa essere ugualmente gradito. Innanzitutto per dirvi che sono orgogliosa di fare parte di questa community, grazie a Valerio che mi ha voluto come mod del suo canale, e quindi mando un abbraccio virtuale oltre che a voi tutti.
in primo luogo a Valerio, un bacio, e anche a tutti i miei colleghi mod, Rita, Fabio, Mario, Baby Fox. E che dire, siamo alle ultimissime battute di questa stagione che ci ha dato delle gioie, ma come al solito ci ha dato anche delle sofferenze. Ci ha dato la gioia di ritornare in Champions, ma ci ha lasciato anche un grande rimpianto, sappiamo tutti qual è, e diciamo che io in passato non ho mai detto Gattuso out, anzi volevo che Mister Rino rimanesse, e quindi in questa sede non dirò nemmeno Spalletti out. L'unica cosa che posso rimproverare, se mi posso permettere, al mister, e ovviamente non solo a lui, è quello di non aver fatto giocare abbastanza il nostro Ciro, il nostro folletto più napoletano che belga. E vabbè, comunque è inutile recriminare o piangere sul latte versato. Mi auguro, e auguro ovviamente a tutti noi, di poter vivere nuove future gioie con il nostro Napoli sempre nel cuore. Un bacio a tutti da Polly, forza Napoli sempre, un bacio. Ciao. Ecco perché Polly, bellissima e straordinaria anche lei. Allora, io il link ce l'ho mandato. Noi probabilmente un saluto così anche fuori programma riesco a farvelo avere, e mi fa piacere. Polly in rappresentanza, insomma, delle non voglio dire delle mie moderatrici, c'è Polly, c'è Rita, e Rita anche l'avete già vista in passato e la rivedrete spesso. Non è finito il campionato, ragazzi, non è finito. Questo è solo un momento, è un momento che ci avvicina alla fine del campionato, ma non è finito il campionato, e quindi questo è solo il primo appuntamento. Io ne ho parlato anche con Antox, con Sasà, con il resto dello staff del Caffè Napoli. Io voglio inserire, non per quote rosa, ma perché ho visto nei commenti, tantissimi commenti troppo interessanti di donne tifose che ne capiscono di più. Abbiamo fatto il discorso del capirne, e quindi qualcuno che voglia far parte dello staff, che voglia darci una mano, secondo me è interessante. Guido, tu che ne pensi? Buonasera super amiche belline, non amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera. E vorrei salutare, se tu permetti, tutte le ditte di infissi. Ok. Sembrava di sentire me, ma 100 volte meglio, perché poi chi va in TV e non ha la timidezza della telecamera aiuta molto. Te l'avevo detto in privato, a me sembra che questa giovanissima collega ha una marcia in più, è veramente molto precisa nelle analisi, anche molto onesta, senza aver paura di scomodare. Tu sai che non nomino gli elementi negativi. Il passaggio che mi è piaciuto moltissimo è stato quello relativo al tifo. È stata una settimana dove ci sono stati degli attacchi continui, soprattutto da parte di due siti, nei confronti di Mertens. Si è tirato in ballo il populismo, eccetera. Ecco, sono state dette tante cose molto interessanti, giuste. Chiunque può prendere il passaggio suo preferito. Io trovo che quello è un passaggio non solo molto intelligente, ma anche molto coraggioso. E quindi io faccio un brava alla tua super ospite. Ho perso Valerio, che è una cosa abbastanza grave, quindi ora non so che fine ha fatto Valerio. Vediamo un po'. Valerio torna tra di noi, e fa anche ben sperare che ci siano giovani generazioni che seguono il calcio con questa competenza, senza aver
perso la passione per uno sport che lo stanno raffreddando, però credo, non so a questo punto se siamo solo noi in linea. Esco e rientro, vediamo. Dicevo non uscire, sei rimasto solo tu. Ciao Valerio. Ciao Guido, non lo so, il computer ha deciso che non ce la faceva più, troppa emozione, troppa bellezza, troppa competenza, rinuncio. Sai, quel film di Totò dove lui dice non ce la faccio, rinuncio, e il nome del cavallo era proprio rinuncio. Ti prego di ricominciare da dove avevi interrotto. Dicevo che il passaggio ma è solo una questione personale, non è né una classifica né una scaletta di importanza, perché poi è quello proprio relativo al tifo dove Claudia ha premesso, so che scontenterò tutti, forse anche te, e lo trovo un passaggio, ripeto, molto onesto, molto intelligente e anche molto coraggioso rispetto a tante banalità che abbiamo sentito quest'anno, che sono culminate questa è una settimana molto delicata. Vedrete cosa succederà in questa e nella prossima in casa Napoli. Io sto preparando una serie di numeri nel caso ci dovessimo rivedere, così vi annoierò, perché a livello emozionale o qualitativo non esisterà mai una verità, mai niente nell'arte, nello sport, nella musica e anche nel calcio. Però 3 minuti sono 3 minuti e invece noi, per dire 3 minuti come altre cose, e su questi numeri non mi piace che si prenda in giro la gente, anche perché in realtà poi, Valerio, sai, io fortunatamente non è il mio settore, non devo attaccare nessuno, già che io non lo faccio nella vita, figuriamoci nel calcio. In realtà potrebbe diventare motivo di crescita, nel senso che se tu non mi hai convinto, tu allenatore o preparatore, e io ti mostro delle perplessità con dati alla mano e tu puoi correggermi insegnandomi qualcosa che non so, e tutta la platea per questa pacifica, interessante, onesta analisi e incrocio di analisi cresce e diventa più sapiente, competente e anche più saggia, meno manipolabile. Se invece vengono sbattute delle saracinesche in faccia, non andiamo da nessuna parte. E quindi questo percorso che abbiamo iniziato insieme e che qualche frutto sta dando e che ha creato anche dei seguaci eccezionali, perché il lavoro che fanno Antox e Sasà vedrete che fra qualche anno porterà degli sviluppi importantissimi che vanno molto al di là del canale. Poi lo farò dire a loro, non voglio appropriarmi nemmeno del gusto però è sicuramente di rottura. Ma la cosa interessante sarebbe quella appunto di un confronto, e noi lo faremo nel prossimo appuntamento, ve lo anticipo, così facciamo una sorta di trailer, visto che io sono pessimo per le mie cose, il mio canale, e siamo meglio sintonizzati per quanto riguarda Valerio. Però per quanto riguarda questa sera, tutto perfetto, la competenza, il tono, la simpatia. Quando ci sono delle cose belle vanno semplicemente dette e ringraziate, no? Perché poi è merito di tutti voi che stasera vi siete divertiti, rilassati e siete cresciuti insieme. Ed è un percorso, penso, non amo prendermi meriti, no? Perché mia nonna dall'alto mi rimproverebbe, no? Il suo continuo dire chi si loda si imbroda, me lo sentirei nelle orecchie.
Però questo è stato un mio cavallo di battaglia, Valerio, nelle conversazioni private, no? Quella di non di aprire, perché non è come posso dire, né un atto di cortesia. Io adoro la battuta di Valerio, né uno snobbismo. Ma sì, ma venite anche voi. No, è proprio qualcosa che andava fatto prima, non è stato fatto. Non mi interessa sottolineare gli elementi e anche delle frasi sbagliate, negative. E a questo punto bene che sia iniziato qui, ma bene che venga fatto ovunque. E attenzione, non è che poi deve essere la riserva indiana di Valerio. Claudio ha detto delle cose molto dure, con la sua, ma c'ha un sorriso disarmante quella ragazza, con la sua educazione, col suo garbo, però ha detto delle cose molto dure che io non posso che sottoscrivere 7 volte come un notaio, riferito alla strumentalizzazione, ma l'ha detta con una serenità, lo voglio sottolineare, una serenità d'animo, senza nessuna acredine, malizia, però mi è piaciuta l'impostazione. Non è che poi uno deve fare il ruffiano o no, perché giocare con i fili scoperti e facendo l'equilibrista. Non ci sta nulla di male a essere belli. Io non lo sono nato nella vita, o indossare un abito meraviglioso che ti ha disegnato lo stilista di turno o famosissimo o locale, assolutamente, però c'è un atteggiamento che è stato progressivamente sbagliato, e non era così perché la Domenica Sportiva aveva un ex cestista che era una sportiva, una donna bellissima, però non veniva chiamata perché era la scosciata di turno. Quindi qualcosa poi è cambiato, siamo tornati indietro nel tempo, cioè invece Leo Pericoli, grandissima tennista, tra l'altro la tennista più elegante e femminile all'epoca nel panorama, poi è diventata una straordinaria, competente, elegantissima, misuratissima commentatrice di tennis, ma perché era brava, oltre che sempre stata una donna bellissima, ma la bellezza non è una colpa, perché era brava. Attenzione, io qua non voglio fare la parte, non sono mai stato moralista, cioè la bellezza è un merito che uno non ha, nel senso ti viene dato per nascita e non va colpevolizzata, però non sarebbe bello che non venisse strumentalizzata, ok? Non va colpevolizzata, ma non va strumentalizzata. Questo mi sento di dire. Guido, allora, prima di tutto ti volevo rigirare la domanda di Valentina. Io voglio dare priorità assoluta alle donne, anche se non vogliono entrare fisicamente in webcam, non me ne frega. Oggi è la giornata dove voglio prendere più domande delle donne possibili. La domanda di prima sul cambio generazionale che aveva fatto a Claudia, volevo sapere anche cosa ne pensa. Prima che tu risponda, voglio dire, senza che prendo il messaggio, caro Azzurro OP, che sei un nuovo utente, che sei capitato per caso, io penso che qua ci rimani poco. Faccio questa piccola parentesi. Il Lecce e la Cremonese sono arrivati in Serie A, sei tu che non eri collegato quando l'ho detto, lo abbiamo anche commentato. Hai finito? Benissimo, andiamo avanti. Su questo canale non attacca, vedrai che stesso gli utenti le cose ti fanno ridere. Ma che fai, lavori per la Serie B? Commento memorabellino. Vai Guido, se ce l'hai presente la domanda di Valentina, questo cambio generazionale sì, ma Valerio, sono tornato, avevo anche diciamo svariate aperture di appuntamenti, anche un concerto jazz dove non sono andato, ma perché non potevo mancare a essere il vostro primo spettatore, quindi vi ho ascoltati dall'inizio alla fine e ce l'ho presentissima. C'ho presente che anche che tu con Claudia avete aperto una parentesi sull'eventuale ritorno o moneta, diciamo, di scambio nel calciomercato di Gaetano. Quindi, allora... se ti ho seguito non è da quarta di copertina. Claudio ha detto tutto benissimo. E quindi di nuovo sono, diciamo, gioiosamente, non costretto, sono gioiosamente contento di sottoscrivere. Però è una cosa che non avverrà per ovvie ragioni e mi è piaciuto il passaggio di Claudia che è sembrato a Guido, questo sì, perché sono stato l'unico a avere il coraggio di dire questa cosa, ma il ricambio andrebbe fatto in realtà ovunque. È ovvio che ci sarà il ricambio, ci sarà un tabula rasa, i dissidenti, le multe, ma come le multe? Caro collega, il presidente ha fatto vabbè, questo è un'altra... in realtà andrebbe fatto un reset perché forse è proprio tutta la società che ha raggiunto il massimo e sta declinando del suo percorso.
non avverrà, cioè non andrà via il capodetto stampa, Pinco, Pallino, cioè, perché a questo punto sono raggiunti al limite del loro percorso sportivo a Napoli, Insigne, insomma è inutile che ve li nomino, lo sappiamo tutti, che Mertens ha dato l'addio, e anche qui fatemi prendere un merito, io che vi dissi, detto Mertens non sarà un problema, andrà via con il sorriso, ma sarà una propulsione durante tutto il caso. Noi non abbiamo sentito una polemica, tra l'altro una cosa che non viene mai detta, Mertens non è il procuratore, e quando qualcuno l'ha definito paraculo e marchetta come collega ha sbagliato, perché determinati figliocci che hanno il procuratore ospitato un giorno sì, 3 giorni sì in radio, che ha fatto il bello e il cattivo la foto, non foto, e io non ce l'ho con nessuno. Mertens non ce l'ha il procuratore, non che non l'abbiamo mai sentito, perché non ce l'ha, c'ha 2 avvocati che poi controllano la congruità del contratto. Allora Valerio, il saluto di Mertens non è quando qualcuno ha detto 2 indizi fanno la prova, no, Mertens ci ha salutato domenica scorsa e ci ha salutato come calciatore, ma ci ha regalato una grande lezione come cittadino e primo tifoso del Napoli. Ha detto: io vi saluta una generazione, ma questo non deve essere un alibi per la società per non continuare a lottare per questo titolo. Noi non ci siamo riusciti, però devono arrivare giocatori forti. Quello io lo vedo così. Chiaramente io sarò il primo a festeggiare se dovesse firmare questo contratto, sia chiaro, no? Quindi mai previsione, se dovesse essere sbagliata, sarà la più gioiosa da parte mia essere sbagliata. Però ragazzi, io me lo sono dovuto rivedere perché non l'avevo visto in diretta, ero talmente arrabbiato per il 6-1 che me l'ha mandato Valerio il video, poi l'ho rivisto, poi sono successe delle cose, poi l'ho rivisto, ho rianalizzato parola per parola le parole del presidente, le parole qua. Allora, Mertens ci ha salutato e con lui si chiude tutta la cucciolata del 91, lui non è del 91, quindi Koulibaly, Isai era più giovane e non era 91, ma sono 91 Malquit, Di Lorenzo, Insigne, eccetera, eccetera. Forse partirà Zelinski, partiranno di 2 portieri, perché poi i portieri, ha detto bene a Claudia, la società puntava sul Meret per un fatto economico, però a questo punto 4 allenatori su 4 hanno dato più spazio a Ospina e sono tutti e 4 sbagliati. Ok, colpevolizziamo Gattuso, però anche Spalletti non ha puntato su Meret. C'è qualcosa che non ci dicono, è stato sfortunato. Ripartiremo, però dovremmo ripartire, lo diciamo, da un vicepresidente che non può essere caso unico nella storia della Serie A, e cioè dal figlio del presidente. Non può essere, non perché siamo contro il figlio del presidente, che sarà sicuramente una persona deliziosa, ma perché deve essere una figura mediana tra l'aspetto sportivo e l'aspetto industriale. Allora, ripeti un attimo per gli amici belli. Deve essere una figura che non è né più un ex calciatore, quindi è l'aspetto 100% sportivo, e né ovviamente il presidente, ma uno che è il figlio del presidente, a prescindere, ragazzi, dalle sue qualità umane, professionali. Attenzione, ma prendono questa cosa dal canale, perché potrebbe essere Einstein, ma proprio concettualmente, perché a questo punto è una duplicazione in 32esimo, ovvero in diminuzione del presidente, e invece no, tant'è vero che prendi spesso ex calciatori, vedete l'esempio di Zanetti, che però hanno non solo l'umiltà e l'intelligenza, la capacità di dire: ok, io sono stato un ex calciatore, ma non posso fare l'uomo immagine, la ragazza coccodè, per citare il grande Renzo Arbore. Non è una battuta sessista, ma un omaggio a un genio della comunicazione come Renzo Arbore, ok? Sì. Oggi dobbiamo specificare queste cose, e che dice: si iscrive alla Bocconi e fa i corsi specifici alla Bocconi, Sipario, alla Radio Elettra. Perché? Perché ha la capacità di dire: io ormai non sono più, non devo essere l'ex giocatore, sì, che mi guardano con rispetto, però non può essere il figlio del presidente, proprio perché il presidente deve avere una figura che ti fa capire o non capire, è fondamentale quella figura. E quando tu hai il figlio del presidente
che nel nostro caso non viene nemmeno dal mondo del calcio, perché se fosse stato, diciamo, Cruyff, diceva il figlio del presidente è Cruyff, dice uno dei 3 geni di Stefano Maradona e Cruyff del calcio, dice vabbè, me lo tengo, pure se detto non viene dal mondo del calcio, non viene dal mondo del calcio giocato, non viene dal mondo del calcio industriale, e quello è un elemento di debolezza della nostra società. Quindi è chiaro che si sta puntando, quindi tutte le trasmissioni, questo ricambio, no, però in realtà certe cose, e si è visto anche quest'anno, no? Quando io vi diedi i 7 parametri che ti devono portare allo scudetto, beh, a fine campionato poi ne analizzeremo, e forse non ci avevo torto, che tu non l'hai vinto, perché qua abbiamo fatto dei passi avanti o li abbiamo fatti indietro, qui abbiamo fatti dei passi avanti o passi indietro, cioè, quindi 1, 2, 3, fino al tifo, perché io ho sentito ancora adesso, sì, ma la Roma va a vincere una coppetta, la coppetta è una testa tua, caro tifoso. Cioè nello sport si gioca per vincere, puoi vincere la Coppa Italia, vinci la Coppa Italia, puoi vincere l'Europa League, vinci l'Europa League, un giorno non vinci niente, un giorno vinci anzi, sai che bello essere la prima società che vince questa Coppa, la prima Coppa, ti rimane nell'almanacco che sei stato il primo. Io mi faccio tanti di complimenti alla squadra, non so chi sarà, che vincerà questa nuova Coppa, che però ti porta 70.000 persone all'Olimpico. L'Inter mi sembra già guadagnato con tutta la pandemia, quindi crolli, tutte le limitazioni, eccetera, 44 milioni di euro dai biglietti di San Siro, e non è la prima società quest'anno, è lì il Milan, la prima società. Clamoroso! Mi dai una notizia, perché io ho sempre individuato negli interisti quelli che riempiono lo stadio a prescindere. I milanisti si sono messi a livello. Hanno superato di 2.000 spettatori di media, poi aspettiamo gli ultimi. Sai che io studio tutto. Caspita. Tutto quello che riesco, aspetta, no, sembro, quanto è presuntuoso questo gentile. Cerco di studiare più possibile anche gli spettatori delle altre squadre. Caspita, bella notizia. È un'altra cosa in cui siamo indietro. Ragazzi, voi avete avuto un ospite di altissimo e giovanissimo, a metà dei miei anni, beata lei, ma è stata bravissima, lucidissima, e sembrava di sentire Guido. Quando io dicevo, ha risposto lei, non vi chiedete, ha detto, ma io a volte dicevo, ma nel mondo secondo me non c'è, togliamo le ex bandiere, Montervino, è impossibile che non c'è un dirigente nel mondo del calcio, dello sport più popolare. Si vede che non si voleva fare, non si è fatto. Lei ha detto le stesse cose. Di nuovo, posso io non sottoscrivere una risposta che è stata la mia per tanti mesi, e una risposta che ho sentito pronunciare meglio di me in maniera così intelligente, la sottoscrivo, ragazzi. Si possono offrire Cristian Maggio, bravo questo amico Bellino, è diventato direttore sportivo, è uno dei 3 che è stato promosso all'ultimo esame. Che ho saputo ultimamente Calaiò e non ricordo chi ha, c'era un altro. Perché lui è rimasto fermo dei mesi tra la rescissione del contratto e adesso sta la rinnovazione di Vicenza. Vedete la gente, quando io dicevo un grave errore, quello di aver fatto scadere Maggio, ma gente che è mentalizzata, che comunque poi si è fatto trovare pronto, ha detto anche se sai mesi di inattività alla metà, quei mesi di buco, invece di farsi selfie alle Maldive e far vedere lo stile di vita, no, che va molto nei video di YouTube di questi miliardari, ha studiato ed è diventato, anche se continua a giocare, perché devi studiare, non è perché tu sei un bravo giocatore o hai i piedi d'oro o hai fatto 140, altra cosa intelligente che ha detto Claudia, e io non posso che sottoscrivere perché l'ho detto. Noi Mertens non è che lo dovevamo rinnovare perché il figlio, la mamma, il papà, la cosa, per quello che dà oggi in campo, e sappiamo che può dare, ha detto, condivido, no? Poi quello è un aspetto umano che chiaramente dà il romanticismo ancora, meno male, a questo sport, il calore, viene nominato in quel sito, il senso di appartenenza. Vabbè, però tu lì lo nomini del Real Madrid e poi noi ce l'abbiamo il senso di appartenenza e continui a chiamarlo vecchio, populismo, vecchio. C'è un po' di controcircuito, voglio dire così. Però Maggio noi abbiamo avuto tanti personaggi seri, diciamo, nella nostra società.
In questo De Laurentiis è stato sia bravo che fortunato, o bravi e fortunati i collaboratori che hanno portato a Napoli professionisti esemplari, e quindi anche rimanendo nella nostra ristretta cerchia non mancavano e non mancano e non mancherebbero, senza andare a Bagni nel passato. È impossibile che Bagni venga con questa società, l'ha detto lui stesso, non mancherebbero, però no, non credo sì. Però Napoli c'ha 4 anni, l'ha detto pure Claudio, no? Noi sappiamo, Esatto, non c'è. ecco, tu lo chiami il contratto a scadenza, no? Come il latte, no? Il latte sui derivati. Sì, il contratto a lunga conservazione. Scusa, Ringrazio Alberto che ci lascia un caffè, andava lui a dormire e ci lascia un caffè per rimanere svegli. Ragazzi, è stata una live bellissima, 2 ore e mezza, io non voglio, penso sia pure tardi in Italia, non ho proprio idea. Oggi sono bello rilassato perché si lavora domani, quindi non c'è problema. Prendo qualche altra domandina, molti vogliono approfittare della tua presenza, Guido. Per esempio, e qua già hai risposto, quindi non glisso, voglio leggere, ma non c'è bisogno. Chiedere cosa ne pensi di questa riflessione fatta in privato tra me e Giacomo riguardante la Roma e l'approdo in finale di Conference e del tifo dell'Olimpico. Massimo non solo rispetto, ma massimo riconoscimento sportivo di aver intrapreso un percorso che è un percorso di internazionalizzazione di una società che deve giocare la stagione, non una partita singola e poi trovare l'alibi che se perdi una coppetta, quindi approvo totalmente. Tra l'altro la Roma ha attraversato non 1, non 2, non 3, 4 almeno momenti durissimi dove è stato fortemente contestato da una certa stampa e certi tifosi che dicono parolacce anche se fanno 100 miliardi di visualizzazioni. Mourinho sarà anche bollito, ma bollito Mourinho in Italia vale più di una bistecca. Diciamo, la Roma ha fatto bene, però se ci pensate la Roma è anche quella che ha provato a giocarsi l'Europa League, è arrivata in semifinale di Champions League a un passo con Liverpool, quindi storicamente hanno onorato le coppe negli ultimi tempi. Non sto assolutamente sminuendo assolutamente il lavoro di Mourinho, però anche lui si inserisce in un contesto che ha iniziato quest'idea della stagione. Giusto, anche con Fonseca, è bene ricordarlo. Anche con Fonseca. Angela ti chiede una domanda di campo: secondo te contro il Torino, perché non abbiamo avuto Spalletti, non c'è, nessuno ha chiesto niente di niente e pare che col Torino dobbiamo giocare io e te domani, secondo te con il Torino centrocampo a 2 o a 3? Secondo me giocano a 2, ma questa è la sensazione che lui... Ragazzi, è successo qualcosa di abbastanza grave nella partita di Empoli e si è vista da quello che è l'atteggiamento di De Laurentiis fuori e dentro il campo, questa visita che non era per comprare l'appartamento di rimpettaio di Mertens. Ciro Romero è andato 3 volte al San Paolo, però solo la terza volta dopo la sconfitta di Empoli De Laurentiis ha fatto la foto che attenzione non è che mi sono convertito pure io, sono stato inglobato dai paranoici di Napoli-Verona, perché quella è paranoia pura. Qui è quelle fratture che tra l'altro noi abbiamo avuto un allenamento, quindi lì non è diciamo fantascienza, e quindi l'impressione adesso che dice ok, allora voi volete questo, vi faccio giocare con la formazione che dicevate voi, però adesso quello che conterà innanzitutto lo stato di forma dei giocatori, da quanta voglia ne tengono, diciamoci la verità. Noi abbiamo vinto col Sassuolo perché questa è stata una risposta e si è vista della squadra all'allenatore. Ormai lo possiamo tranquillamente dire, tant'è vero che il Napoli non con cattiveria, non per infierire, ma con concentrazione ha continuato a giocare in pressing alto anche sul 4-0, anche sul 5-0, anche sul 0. Stava proprio succede nello sport, Valerio, quando nel bene e nel male, in questo caso è stata una chiara, quindi bisogna vedere cosa. Io penso, ma è una sensazione, come Claudia ha detto pure lei a un certo punto, ha detto è una sensazione, non tra l'altro una sensazione basata semplicemente sull'intuito e nessun dato, perché
che noi abbiamo perso l'80% dei giocatori per Covid, io immediatamente ho mandato il messaggio a Valerio, cioè, la cosa grave è che lì, colleghi, dovete studiare, non puoi, lì non posso accettare una frase perché devi subito incalzare, hai detto spiegamela meglio, spiegamela meglio che cosa intendiamo dei titolaristi, non dei titolaristi. Poi la cosa simpatica, Valerio, è che Demme ha avuto il Covid, ha giocato pochissimo e non ha avuto infortuni muscolari. Elmas ha avuto il Covid, non ha saltato nessuna partita, con una parentesi, quello che vedremo domenica, perché poi la partita incriminata quando era quella della Juventus, eccetera, e non ha saltato partite, non ha avuto... Koulibaly ha avuto il Covid durante l'infortunio, durante la parentesi della Coppa d'Africa, e dopo ha saltato una partita per squalifica. La 34esima. Chi ha avuto l'infortunio ma non basato è stato Lozano e Lobotka, ma Lobotka e Lozano hanno avuto infortuni anche prima del Covid. Esatto. Paradossalmente il giocatore che ha avuto il long Covid più long Covid, che ha saltato proprio per non convocato ben 5 partite, è stato Zanoli. Zelinski ha saltato la 21esima per Covid, alla 22esima ha giocato titolare e ha fatto 81 minuti e poi ha saltato l'ultima perché per scelta tecnica. Quindi poi Zanoli pure lui l'ha avuto 2 volte. Sì, però diciamo quindi quello che è stato in conferenza andavano non incalzati, ha detto spiegatecela meglio, cioè vogliamo capire l'80% dei giocatori che avevano più di 1000 minuti, di questi 80% in realtà non tutti è vero che poi hanno avuto infortuni, perché hanno avuto infortuni muscolari dei giocatori che non avevano avuto il Covid. Guido, ma secondo te, guardiamoci nell'animo un attimo, guardiamoci nell'animo. Nessuno spende il tempo che spendo io. Allora, perché gli amici, qua è come se stiamo offline, non me ne frega niente. Cioè, io so, e tu sai, e gli amici Bellini sappiano, che il calcio non è né il primo, né il secondo, né il terzo, né il quarto, forse nemmeno il quinto interesse di Guido. No. Guido sfiora l'argomento calcio per sua passione, per amore di cronaca, di verità, per passione per le statistiche, si segna questi numeretti, ma lo fa veramente a perdita di tempo e si trova tutte queste cose che se dovesse poi un giorno fare una conferenza, una domanda, eccetera, eccetera, non si trova mai impreparato. Io credo che la situazione che è successa oggi abbia trovato i giornalisti un attimo sulla sedia. Dice, caspita, adesso abbiamo lo staff, cosa gli chiediamo? Cosa gli chiediamo che se poi ci rispondono noi non sappiamo ribattere perché non abbiamo i dati sotto mano? Tutte queste cose che adesso mi hai detto, Demme, prima, dopo, infortunio, non lo sa nessuno dei giornalisti a Napoli, non se l'è segnato nessuno. Ed è molto grave. È molto grave per quella ragione che io vi dicevo prima, amiche Bellini, amici Bellini, perché non è poi, se uno avesse chiesto specificazioni, scusate, e non appunto polemiche, è un motivo di crescita, perché poi uno poteva farmi notare, tu non stai valutando, Guido, anch'io posso sbagliare e non valutare quadridimensionalmente e io ho detto grazie, così ho imparato una cosa nuova. Ma se tu stai lì zitto, lì signor sì, rimaniamo con l'ignoranza, non col dubbio, Valerio, non col dubbio, con l'ignoranza. È diverso, perché col dubbio è quando tu non mi hai fatto una risposta paracula. Esatto. Ti ringrazio, sì, il fatto che non sia perché comunque non mi dà reddito, il mio interesse paradossalmente poi non è detto che non mi dedichi più tempo di tante persone messe insieme, è perché comunque detto la mia ragione di vita, visto che poi la vita mi ha regato una caviglia rotta e altre cose, detto, e almeno quello non mi ha deluso e comunque non dipende dalla velocità, dal fisico, è rimasta il cinema. E d'altronde si può arrivare anche a anzianità, nonostante quello che dice Quentin Tarantino, no? Ha detto sia a girarlo che a raccontarlo, insegnarlo. Però tornando a noi, no? Noi insomma torneremo su un'analisi onesta, lanceremo delle domande oneste, serene, se ci vorranno rispondere ci risponderanno, se non ci vorranno rispondere almeno non saremmo stati ignavi, ecco, questo mai. Detto. Per spiegare, perché io per sfizio, no, ho detto a perdere di tempo, Mario, sì, ma
mi avete capito bene, non lo devo spiegare, è che veramente Guido, il suo mestiere principale è un giornalista professionista iscritto all'albo, ma la sua, come si dice Guido, sì, no, te lo spiego. Io sono diventato giornalista perché non tutti i critici, non tutti i giornalisti sono critici cinematografici, ma per essere critico cinematografico è come l'esame propedeutico all'università, devi fare prima diritto privato, poi fare diritto pubblico, poi diritto commerciale, è la stessa cosa. E quindi ho detto, io poi mi racconto una cosa, io sono andato per passione personale, perché poi ci ho rimesso una carriera, ho fatto tutto un percorso di calcio e medicina, poi ho fatto anche un percorso per l'ordine dei giornalisti di medicina e le addiction e nuove addiction, che non c'entra nulla col calcio, no? Quindi dalle addiction che sono le droghe, l'alcol, le nuove addiction che sono anche il cellulare, non solo i videogiochi. Perché comunque rimango un curioso nella vita, non un curioso delle corna che uno ha, ma il curioso di sapere. Scusa, davvero, ma nel senso, per questo allora, quando feci questa azione, uno dei miei insegnanti fu Nicola, ed era appena stato assunto dal Bari, e mi fece un'impressione umana, rimanemmo a parlare dopo, impressionante. Dissi, questa è una persona che ha personalità, scusate la ripetizione, scusate, è poco elegante, ha dei concetti, diciamo, di gioco. Fece una buona stagione, poi l'ha visto salvarsi. Adesso è facile dire, è il salvatore. E io, quando conobbi Valerio, dissi, guarda, lo sai che io mio cruccio, vedere Nicola su una panchina media, no? Una Fiorentina, un Torino, perché non vorrei che diventasse poi quello preso solo per salvare le squadre. Poi è successo perché ha salvato l'Udinese, poi esonerato, adesso forse, preso impossibile, salve la Salernitana. Però io l'ho conosciuto di persona perché mi piaceva andare a queste lezioni di calcio e medicina. Poi ci fu una lezione specifica sugli infortuni, per sapere, non c'era nessun giornalista sportivo. La cosa bellissima era questo, il paradosso. Cioè, è da ridere, Valerio. C'erano persone per prendere timidamente, pigramente i famosi crediti della formazione obbligatoria e continua, che manco ti cagavano perché non ti interessa il settore, ma il paradosso è che non c'erano, perché mai sia perdi tempo, no? Però non significa che, diciamo, uno non lo faccia con raziocinio e impegno. Sulla mostra cambia più volte. A me piace quelli che criticano. In Italia si spende molto poco per la cultura, pochissimo per le infrastrutture della cultura e pochissimo per il cinema. Quindi innanzitutto, perché ho visto mostre molto belle, ho sentito dire la mostra più bella che abbiamo visto è la mostra su Kubrick, ma la mostra più Kubrick è facile, perché Kubrick era un pazzo. Cioè Kubrick era uno che si era ricostruito tutti i giorni della vita di Napoleone e sapeva la mattina di quel giorno Napoleone ha fatto questo, e quindi c'era tutto il piano di lavorazione e tutto il background al piano di lavorazione del Napoleone, film è realizzato di Kubrick. Quindi è normale che la mostra che si fa a Berlino, che è il festival più importante, non per importanza perché Cannes, ma quello dove è organizzato con i criteri, allora il paragone tra l'Italia e l'estero è improponibile, perché quanto spendiamo noi per gli allestimenti delle mostre è una minima parte rispetto, e questo è importante perché poi ti permette di poter accedere. Quindi uno va alla mostra Toriniana e dice ma ci sono pochi poster, ma ci sono pochi storyboard, ma ci sono musica, ma ci sono anche pochi soldi. Quindi io intanto apprezzo sempre chi fa bene. Anni e anni fa non c'era, perché non è vecchissimo questo museo, cioè non ha 50 anni di storia, è interessante, ma si può far meglio. Quindi io la promuovo, però con l'auspicio che bisogna dare anche la possibilità a chi lavora in questi settori di poter competere in maniera più dignitosa, non paragonabile per gli altri. Tu pensa che George Lucas, come lascito della sua vita, una cosa che io studiai, per una cosa bellissima, George Lucas ha venduto la Lucasfilm, sposato una donna bellissima, fanno delle cose incredibili come borsa di studio. Poi a un certo punto ha detto io voglio fare un museo di arte moderna all'avanguardia, e lanciò una proposta, se questa si dovesse fare vicino alla sua città natale,
oppure a Los Angeles, poi si farà a Los Angeles, ed è una cosa mostruosa. Io non vedo l'ora che finisca, lo vada a visitare, ma in Italia noi non ce lo sogneremmo. Innanzitutto non avremmo la cultura di dire giusto fare un museo di arte moderna con una parte dedicata al cinema, che sono cretinate. Manco farlo apposta. Per una parentesi, ho incontrato il gestore di un cinema stasera, che ogni tanto mi viene a trovare, e mi ha detto una cosa che mi sono messo a piangere. Ho detto: perché no, qua io ho dovuto prendere e buttare 8.000 post. Ho detto: sei il secondo in questa città che butta dei post, regalateli a qualche museo. Cioè c'è gente che pagherebbe biglietti per farsi 8.000 post del cinema. Ho detto: perché noi non abbiamo la cultura della conservazione. Tu pensa, Valerio, che il più importante museo di cinema è un museo quasi sconosciuto in Italia, che si trova gestito da un pazzo, che si trova in Basilicata, che non è segnalato da nessuna parte, che ha la più grande library di cose meravigliose, è detto, è gigantesco, però non sta sulle mappe di nulla, no? Perché fortunatamente c'è archivia. Allora io dicevo: perché non li hai donati a lui? Perché non li hai donati in parte a Torino, in parte a Roma, in parte a Venezia? Non si buttano 8.000 post di cinema. Follia. Quindi io chi fa non critico per rispondere mai. Ragazzi, prendiamo qualche altro messaggino. Non verrà. Questa è una bufala, ragazzi, perché lui è stato prestato, Luigi De Laurentiis, diciamo il figlio in gamba, quello che comunque ha studiato all'Università di Cinema di Los Angeles, mentre Edo no, ha studiato non regia ma produzione, e stava intraprendendo una carriera. Poi lui ha un approccio diverso. Non ci voleva andare, insomma, mi pare. Ha un approccio diverso, sia per quanto riguarda il cinema. Fu quello che provò a dare una svolta più nonsense e di un'ironia meno escatologica e più surreale con Lillo e Greg, no? Ci furono delle divergenze col padre che io apprezzavo, invece dare quell'idea alla Blues Brothers in 32esimo, Belushi e Aykroyd sono inarrivabili, poi avevano John Landis, non paragoniamoli nemmeno, chiedo scusa al maestro John Landis. È una pagina meravigliosa quegli anni 80-90 di John Landis. Ci ha regalato un lupo mannaro americano a una poltrona per due ai Blues Brothers. Lui non voleva andare, ma ovviamente essendo Edo impegnato con Napoli, ancora io non ho capito cosa faccia, però è formalmente nel consiglio di amministrazione vicepresidente, insomma ha chiesto a Luigi. Ma io credo che Luigi, un ragazzo molto serio, molto educato, massima stima, non veda l'ora di tornare, anche perché ha studiato, cioè lui ha una preparazione professionale del settore. Poi tutto può essere. Per ora è un produttore con una gamba nel mercato internazionale, no? Che si stava iniziando a fare, insomma, il suo bel percorso, prestato al calcio. Poi può darsi che diventa un grandissimo presidente, la vita è la sua, io non so nessuno. Però io riconosco dei meriti umani e professionali. Il ragazzo non è un imbecille, è molto educato e ha anche una visione del calcio molto diversa dal padre. Ecco perché è difficile che poi siano lui e il padre nella stessa società, perché sarebbero divergenze totali. Certo. Pietro Formisano, amico bellino della linea verde, Guido, che mi diceva che andrà in curva A e aveva queste notizie che in curva A forse non vogliono esultare in caso di gol. Ti chiede come hai vissuto nella tua vita l'esperienza del tifo in curva A o B. Domenica andrò per la prima volta, grazie mille. Io sono andato in tutti i settori del San Paolo, basso, alto, medio, laterale, prima di tutte le varie ristrutturazioni, quindi diciamo non ho sdombismo. Andavo in base, così ti risposto, alla disponibilità economica, alla solitudine o all'accompagnamento. Quindi più l'accompagnamento era, diciamo, delicato, importante, e più sali. Insomma, da solo potevo andare ovunque. In realtà sono andato con una sola donna al San Paolo, che a mia splendida compagna, perché pur non essendo tifosa di calcio, eccetera, voleva vivere questa esperienza, e lei adora andare al San Paolo. Anche se non è il San Paolo dei vecchi tempi, proprio gli mette gioia, e quindi io non posso che avere gioia. Lì andiamo ai distinti. Io ho fatto prima la, perché la curva B era
amministrata in maniera poco trasparente da certi capultrà che poi sono diventati santoni. E tra l'altro noi come un Club Napoli creammo il Club Napoli all'epoca, quando ero giovane, un amico di mio padre, proprio perché era molto difficile avere i biglietti, e quindi si andava in curva A, perché in curva B non avevi le stimmate per poter andare in curva B. Poi quando c'è stato, diciamo, un po' il calo, ho detto lì poi si vede i veri tifosi, noi siamo andati anche curva B, ma sinceramente non me ne mai fregato nulla di queste faide interne, perché poi i Tigers si sono sciolti, vanno lì distinti. Io ho più che altro ho ricordi molto belli in base ai vicini di tifo, perché a volte incontri persone simpaticissime, molto umane, che è quello che si sta perdendo, no? Uno dei ricordi più belli fu Napoli-Verona, Renica tira una mazzata da 50-60 metri che noi con le mani non riusciamo a bloccare. Maradona fa così col sinistro, come per dire passami il sale, la mise a terra, e a fianco a me c'è un signore che dice e mezza colla, ha detto. Allora, queste cose ti rimangono, no? Per dire, poi non so, io purtroppo sono cresciuto senza accento, quindi mi scuso per il mio pessimo modo di pronunciare la lingua napoletana. Però mi piacciono tutti i settori quando sono animati come adesso, ho ricordi belli ovunque, ho ricordi tutti belli, e ho visto il Napoli perdere una sola volta, quindi per chi diceva guida direttore, e vi dico quale: Napoli-Manchester, grazie maestro Sarri, Napoli, perché Napoli-Manchester City 2-4. Poi sono stato anche fortunato che delle volte uno non, perché per esempio non riuscì a trovare i biglietti del famoso Napoli-Milan 2-3 del 1° maggio. Visto Caro anche l'Italia ai mondiali, l'ho detto, al San Paolo. Bravo, che è una testimonianza diretta. Ciao Guido, cosa ne pensi della posizione della radio ufficiale su Spalletti, in particolare con vabbè, qua andiamo poi ragazzi, nel a me, mezzo. sapete, mi avete mai sentito insultare qualcuno? Io vi ho chiesto una cosa, ma per il vostro bene, sì. di essere più esigenti con voi stessi, cioè di pretendere di più da noi, cioè da noi giornalisti. Ma non mi interessa dire quello è un pagliaccio, quello è un giuliare, non me ne frega proprio niente. Io quando nomino i grandi maestri, però ragazzi, quando io vi dissi i 7 pilastri per vincere, e questo è un tema che ho sempre detto, non solo avere rapporti buoni con la stampa, Ferrarino dice almeno un giornale amico deve avere. Attenzione che non si definiva quello solo perché dovevi essere come adesso a portare, insomma, i cesti di frutta a omaggiare il presidente di turno. Una buona stampa, chiaramente non conflittuale, ma anche una stampa che ti fa crescere e di altissimo profilo. Non può essere un caso che quando il Napoli ha vinto lo scudetto sia per un fatto generazionale, quello è il nostro Signore che decide per chi ci crede, no? Però comunque la stampa napoletana ha avuto sempre una grande tradizione. Non abbiamo mai avuto buchi, diciamo, però in quel periodo, detto, tu avevi determinati professionisti bravissimi che erano pure tifosi, perché Necco comunque era un tifosissimo nel Napoli, però davanti alla telecamera, Italo Chiuno pure, mantenevano un profilo elevatissimo, domande intelligenti, servizi curati e quel giusto distacco, no? Con la squadra. Io ripeto, vedo troppe persone che sono volute diventare giornalisti per andare gratis allo stadio e non hanno mai più fatto il passo ve lo devo dire questa cosa qui. E quindi anche quello, dici Guido, mi direbbero ma anche la Juve hanno quei buffoni che non me ne frega niente, anche al Milan non me ne frega niente, però qualcuno bravo ce l'hanno, perché se a Repubblica, anche qualche film che non c'è più purtroppo, c'erano quelle ti fanno crescere. Quindi tra i 7 pilastri per vincere lo scudetto è fondamentale intanto non avere rapporti conflittuali con la stampa, normali, professionali, un giornale amico che sia il Guerin Sportivo, il Corriere dello Sport, e avere anche una stampa che ti fa crescere. E invece noi
anche in questo, no? Non abbiamo, quest'anno siamo cresciuti nelle conferenze stampa. No, Valerio vi fa notare che a volte si fa, a volte non si fa, a volte poi a volte il canale YouTube lo mette, a volte no, e quindi gli altri siti lo mettono. E c'è stato tutto un periodo di domande banali, poi i litigi, giusto che non abbiamo fatto il silenzio stampa, però poi le scene eleganti, e poi quello, e poi quel insulto. No? Dice, vabbè, ma non è quello che ti dà punti. Parliamo. Non lo so. Non lo so, perché Mimmo Caratelli, che è un grande maestro del giornalismo italiano, penna raffinatissima, competentissimo di calcio, subito dopo che andò via Benitez, a parte che lui ha perso il spallapalla, ha detto Benitez, però ha messo l'indice su uno degli aspetti che ti fa capire che non si vince. Allora noi quando abbiamo vinto lo scudetto, comunque una tifoseria così conflittuale come abbiamo avuto adesso, non abbiamo avuto un altro pilastro, ci sono tanti elementi che servono per crescere. Comunque il mio consiglio, scusate, è fregate, cioè non nominare, quello è un pagliato, quello è un buffone, quello è un lecca, come si chiama, tanto non serve. Pretendete di conoscere meglio la materia e visto che dovete dedicare dei minuti nella vostra vita, a questo punto nel vostro percorso personale scegliete, ma nel senso che poi a un certo punto noi ci siamo molto divertiti quest'anno, cioè più Valerio io, pure se il Napoli non ci ha dato soddisfazione per quanto ci va, abbiamo vinto trofei, ci siamo divertiti perché poi anche il mio saluto, che non è nato mai in maniera irridente, attenzione, voi non sapete le ragioni per cui la prima volta ho salutato una categoria, oppure delle volte ho salutato delle categorie, sono fatti personali, però poi Valerio mi ha detto guarda che le persone adesso fanno una scommessa su qui, è comunque un motivo di alleggerimento e anche un motivo, lo dico, per comunque apprezzare che nel mondo esistono tantissime professioni e per esempio bisognerebbe cominciare a smitizzare questa centralità e importanza maniacale nel mondo del calcio, dove girano tanti soldi ma si vive tranquillamente, c'è una enorme io ho una serata di cinema martedì prossimo e c'è una serata di cinema mercoledì. Delle persone mi direbbero ma Guido c'è la serata di cinema il giorno della finale di Coppa Italia, non si ragiona così, perché c'è gente che non ama il jazz, e non puoi costruire una tua carriera. Oggi c'è la finale di questo, io l'anno scorso avevo le serate di cinema quando giocavo alla nazionale e ho avuto il pienone il giorno della finale della nazionale italiana dell'europeo, ma mi sono costruito una professionalità e un pubblico che altrimenti non mi sarei potuto costruire. Se oggi dicevo, oggi c'è la Champions League e oggi anche quando ho giocato a volte il mio Napoli, attenzione, però se tu sei serio e professionista tu devi garantire continuità. Ma questo per dirvi che attenzione, il calcio è bellissimo e siamo contenti che si sono avvicinate tante donne da Valerio, però ci sono delle persone che si interessano di atletica, delle persone che non si interessano di sport e non è che noi diciamo non capisci cosa ti perdi, calma, che nulla è essenziale nella vita, tranne mangiare, bere, dormire, qualche altra cosa. Quindi se tu non guardi il calcio non è che muori. Cioè, assolutamente. Io mi ricordo che quando ho lasciato Napoli c'erano delle mini tragedie lavorative. Se capita la partita non possiamo andare a suonare in quel locale perché devono fare solo il video wall e quindi non possiamo suonare la musica dal vivo e di intralcio. E che cacchio, questo problema qua con il calcio io non ce l'ho, per esempio, proprio per capire questa cosa qua. Poi è chiaro che ci sono delle cose gigantesche e cito per esempio, ma Super Bowl. No, più del Super Bowl, e qui vi aiuto a avere Guido Gentile, non l'ignorante di turno, che quando ci fu l'ultima puntata dell'ultima stagione di Lost, era presidente degli Stati Uniti, Minchino, il grande Barack Obama, che aveva un discorso da fare alla nazione, ma lo posticipò prima perché era uno dei primi fan e spettatori di quella famosa serie, e poi tutti volevano sapere questo finale, per non andare allo scontro col finale lì. Vabbè, ma Lost rappresenta bellissimo. Quindi, chiaramente io non sono niente, ti sto dicendo, però ha detto ci sono dei casi mediatici talmente importanti dove tu ti fai da parte, però non può essere la singola partita. Sulle parole di Allegri, ma dovete chiedere a lui, cioè nel senso, come faccio io a giudicare le parole di un allenatore che ha fatto delle scelte tattiche, tecniche, cose. Tanto la Juve
Cioè, io sono molto contento di questo campionato, nel senso non ho sbagliato una virgola, nonostante qualcuno mi insultava, ma proprio una di una. Ho detto, questo campionato, io sto già a metà del campionato prossimo, ragazzi, io dico delle cose a Valero in privato, cioè sto non una partita avanti, sto 19 partite avanti, per dire. Quindi, ma dici, Guido, vai, ma vincerà il Milan e non l'Inter, che me frega, cioè io ho detto che l'Inter è la super favorita, è l'unica squadra che se non lo perde l'Inter la può insidiare il Milan, e poteva essere il terzo incomodo la Juve, ma la Juve è un ciclo che sta iniziando ed ero nel grande dubbio, perché mi ero espresso culturalmente, secondo me è finito il ciclo dell'Atalanta, ha fatto molto bene il giro di andata, rispetto ho detto mi sono sbagliato, invece no, è finito il ciclo dell'Atalanta. Alla quarta sconfitta ho detto la Juve non vince più, e dicevo Valerio, altre cose che noi ci divertiamo, aspettiamo alla fine il giro di andata, Valerio lo sa, e torneranno nelle radio, nelle trasmissioni, ma alle 7 solo la Juve può ancora vincere. Fino a 2 domeniche fa c'era chi diceva in trasmissione che la Juve poteva ancora vincere. Alla quarta sconfitta io ho detto ciao ragazzi, non perché sono anti-juventino, perché me lo dice lo studio. Oggi la Juve ha perso un'altra sconfitta, cioè vincerà lo scudetto la squadra che avrà perso 3,4 sconfitte, punto, fine, zitti. Sì, ha perso Non zitti, nell'albergo. non zitti, chiaramente gli amiche e gli amici, zitti determinati personaggi che attaccano i numeri. Sì, 22 anni che non sbaglio. Vediamo se faccio il 23esimo. A 25 mi fermo però. Numero che ricorda il 150 di Mette. Lo so che esatto. sì, ma quello è un consiglio a ribadire, nel senso proprio... no. Oggi io non posso che applaudire l'eccezionale intervento, ripeto, per intelligenza, misura, garbo, simpatia, ritmo, eleganza, 100% di Claudia, ma perché comunque fateci per una volta tutti essere contenti. Veniamo da un anno dove abbiamo totalmente eliminato gli imbecilli che insultano, che ormai si erano pure stancati a venire a prendersi il TVB. Quindi questa cosa Valerio 1 anno e mezzo fa non l'avrebbe potuto fare, perché sarebbe stato uno schiattamento in corpo. Pensate anche degli insulti sessisti, come anche in una celebre trasmissione c'è un celebre collega che comunque deve attaccare sempre quella giornalista, ti sei vestita male, hai detto una volta la battuta, non fa ridere, basta, dici sempre la stessa, almeno un po' di fantasia. Però nessuno dice di un uomo hai messo una pessima cravatta su una pessima camicia. Vedete quanto c'è da migliorare nel sistema. Di questo non viene detto, e gli uomini vestono molto male nel mondo del calcio rispetto alle donne. Fammela dire questo, visto che... dillo, certo. Mentre la comunità vuole sapere se Guido a casa sua viene vessato o no. No, la Sicilia è donna meravigliosa, era molto, ho fatto un percorso di vita con lei, molto dispiaciuta perché io perdevo l'utilizzo della parola, cioè proprio andavo in depressione totale, ma di vessazioni, a parte da piccolo, quello ci è toccato a tutti noi, la mamma che dice ma per 4 scemi te lo devi sentire. No, la prendo a ridere perché anche in questo, ripeto, l'intervento di Claudia non cambierei, ma non perché io ho la pretesa di cambiare, cioè è stato di un'intelligenza eccezionale, mi è piaciuto anche lì, ha detto no, ha sbagliato, dobbiamo dire, è una cosa sbagliata, e ha detto la stessa cosa, io sono stato un po' più severo, vi ricordate? Io che dissi vorrei capire che vantaggio ha un'uscita del genere, di punti, di marketing, di sponsor, di immagine. E lei ha detto, però non la capisco, lei è stata buona, gentilissima, di un garbo fuori dal comune nel mondo del calcio. Ecco, io lì sono stato più femminile di una donna, ho detto, mi devi spiegare perché, anche lì, un presidente a questo punto, no, perché io ho una strategia, e non uscitevi con la frase alla Mourinho per distrarre, non c'entra niente. Un'altra pezza a colore per distrarre l'attenzione, perché così no, è stata sbagliata, e se è stata sbagliata, e ve l'ha detto Claudia, perché, e ve lo dico, c'è anche Guido, perché tu a questo punto non solo non ami, non mi interessa che non ami il calcio, non conosci il mondo del calcio, perché per quanto è il mio cavallo di battaglia, esercizio del potere, la finanza, tutto quello che vuoi, però ancora c'è un'anima popolare, mi spiace chi ha attaccato tutta la settimana
contraddizione incredibile, Mertes, populismo, però il calcio c'ha un'anima popolare, il calcio è passione, quindi non è vessazione, è passione, è ardore. Quindi significa che tu non sei entrato in sintonia non col Napoli, con quello che rappresenta il mondo del calcio, perché altrimenti perché c'erano tutte quelle persone a vedere una partita come Genova-Sampdoria? E lo diceva proprio Mimmo Carratelli, Guido. Io quando sono spesso severo, però mi prendo almeno dalla radio ufficiale che lo chiamano spesso e io mi arricreo, e quei momenti in cui sento parlare Mimmo e che l'ho letto poco perché io non leggevo di calcio all'epoca quando lui scriveva con più assiduità eccetera eccetera, questi per me sono momenti di crescita, sentire parlare lui così, e quindi sono molto contento di avertelo nominato sempre. Sì. C'è solo da imparare da queste persone tutto, la misura, l'opportunità di certe parole, l'intelligenza di certe parole. È sereno, poi lo sento proprio sereno. È questo, ho detto, è proprio la serenità di chi non ha malizia e non deve lanciare messaggi, strappare vesti, tesserini. Ripeto, quando ci sono questi personaggi che purtroppo invecchiano e che invece noi vorremmo tenere eterni perché così sarebbe un livello sempre alto, vanno presi come esempio raramente, perché pure lui è umano, sbaglia, però raramente, io sbaglio tantissimo, raramente sbagliano, mai ti deludano. Bene. Okay. Polli ci dice: da donna super tifosa, dopo aver visto Real Madrid-Manchester, ho avuto la conferma che il calcio è una delle cose più meravigliose del creato. E noi? Sì, tranne quando arbitro orsato, sì. Perché in effetti sì, però per esempio quello che dice Polli è giustissimo. Quello che è brutto è tutta questa analisi orrenda del post Real Madrid. Innanzitutto è Real Madrid. Io sono stato il primo a fare i complimenti ad Ancelotti quando ha vinto la Liga, e continuano a fare. Ancelotti è un signore del calcio e non nessuno mi smuoverà da questa mia posizione. Però innanzitutto il Real Madrid, cioè la società più potente, cioè non è che ha vinto 13 coppe, non è una grande notizia. Vedere tantissimi articoli trattato Guardiola come un imbecille, un fallito, come si chiama, significa che il calcio sta andando in una direzione totalmente sbagliata, perché poi alla fine una sola società vincerà, perché poi ti devi mettere di nuovo d'accordo col cervello. Allora, quello è fallito, però applaudiamo il Villarreal, ok, spendono di meno rispetto al Manchester City, però non si può analizzare il calcio a uso e consumo tuo per strumentalizzare le tue idee sbirslacche. Cioè, il Manchester City è una squadra che ha speso tanto, assolutamente sì, ma è una squadra relativamente giovane nel panorama della Champions League. Cioè Real Madrid, quando c'è la UEFA Champions League, ha sempre partecipato alla UEFA Champions League, quando c'è la Coppa Campioni un anno sì, un anno no. Però diciamo la tradizione, il peso specifico, quei famosi stimatori che io mi sono creato, che sono complicatissimi, non li compri in un anno spendendo 1 miliardo di euro. E intanto aver fatto una finale, una semifinale, cioè purtroppo devi pagare dazio. Perché in campo internazionale, che è una cosa diversa rispetto allo scudetto, l'esperienza, vedete, in 2 minuti veramente pesa. Cambia. D'altronde l'Atletico Madrid meritava tutta la vita la famosa 10ª, ma perse anche lì. Si va ai supplementari, poi perse. Così. E non è facile, devi fare un percorso, ed è quel percorso che a me preoccupa, che noi non facciamo mai, perché tanto sono coppette, tanto si fanno più punti. Altra cosa, studiate colleghi, ma se negli anni noi quando usciamo dalle coppe facciamo meno punti, basterebbe vedere i precedenti, dice attenzione, almeno non facciamo come gli altri anni che pur uscendo dalle coppe facciamo meno punti. Allora usciamo dalle coppe, però facciamo una media punti superiore. Perché la storia ci sta dicendo, non Guido, cioè i numeri, i fatti, i numeri che non contano, come è scritto quel noto sì, non contano sì, però poi alla fine tu vinci lo scudetto per un punto più degli avversari, quindi a un certo punto devi capire perché tu hai fatto, e lì è l'analisi che ti rende bravo o non bravo, perché hai fatto quel punto in più nell'avversario. E se noi andiamo a vedere, a parte il Porto di Mourinho, cioè nella UEFA Champions League, alla fine
sì, non ha vinto quell'anno il Real Madrid, ma vincono dei colossi, e anche il Chelsea ha dovuto perdere delle finali anche sanguinose, quindi non mi è bellissime queste semifinali. La finale potrà essere molto bella o molto tattica a secondo del Liverpool, se giocherà rock o se ha imparato la lezione e sarà più attento e coperto. Il Real Madrid è una squadra molto disordinata tecnicamente, però è passata la narrazione, grandissimi, una narrazione nuova, fammelo dire Valerio, totalmente sbagliata, perché se tu mi dici che Ancelotti non è un gestore, poi mi dice, vedi, però il Real Madrid non ha fatto il mercato, ha comprato un solo giocatore, beh, allora lui non ha fatto il mercato, ha gestito una squadra che era quella o quella ti tieni. Non riesco a capirle queste cose, sono solo attacchi politici. Come Spalletti praticamente, perché non ha avuto il mercato e questo ha dovuto fare. Che ripeto, da un punto di vista umano, da un punto di vista calcistico e da un punto di vista dell'esperienza, Ancelotti massimo ammirazione e rispetto da parte mia, infatti non è realtà, ma non mi piacciono, non mi è piaciuto, bellissime queste due semifinali, non mi è piaciuta la narrazione contro quello, di esaltazione di quello, sbagliati. Infatti Ancelotti, io lo dissi quando stava all'Everton, non andrà Allegri, anche se lui dice io ho rifiutato 3.000 panchine, ha rifiutato tutto il mondo, tranne il Liverpool. Haaland è andato al Manchester City, tra l'altro, quindi dove andare ma è una cosa che ho detto a Valerio in privato, ho detto Guardiola non può continuare a avere questa idea di calcio che non c'è il centravanti se vuole vincere la Champions League. Mamma mia. Centravanti, manca un fallo apposta. Quanto l'ho scritto oggi o ieri? Ieri, bisogna vedere se lo vuole, e infatti questa è proprio la risposta, dice forse ci è mancato ci manca quello, e l'hanno capito su. Se tu non hai messaggi cattivi poi posso sbagliare, ripeto, io faccio errori continui, però tanto che se ne frega Polli della narrazione strumentale politica di Real City Real, si è ricreata, ha visto un calcio spettacolare a ritmi che noi manco se si mettono in campo col motorino bene, piuttosto poi ne vediamo domenica, perché la stagione va analizzata anche in relazione non solo con i punti degli altri, in relazione delle altre prestazioni delle altre squadre. Troppo facile dire eccezionale, ha raggiunto il risultato, è molto semplicistico. Qua non voglio fare la battuta su ragionare quadridimensionalmente, no, mi sembra un po' qua serve il termine paracula a fare così. Perché Valerio, scusa, fammelo dire, è calcio, non è tennis. Io adoro il tennis, nel senso che tu tennis sei tu e l'avversario. Nel calcio ci sono 19 squadre. Anzi, fammi essere più cattivo e preciso. E calcio non è la cronometro di ciclismo, dove tu sei solo col cronometro. Non puoi non mettere nella valutazione di una stagione le altre squadre, quanto sono migliorati o meno, in base anche alla partecipazione o meno delle coppe, in base al rendimento delle coppe. Se tu sei solo col cronometro, tu dici è migliorato rispetto all'anno prima, ha battuto il record. È un sistema aperto, complesso, che vede 20 partecipanti più eventuali partecipanti all'estero. No. Polli, senza di te non sono arrivati like, erano tutti concentrati a fare domande su Claudio, eccetera, eccetera. Non me ne frega proprio, e oggi non fa niente, i like non arrivano. Ma se la rivedranno postuma, secondo me se la rivedranno postuma. Luca ti ringrazia per gli insegnamenti che gli dai, mi hai cambiato il modo di vedere il calcio, il modo di approcciare alla vita in maniera molto più serena. Spero un giorno di poterti ringraziare dal vivo. Sì, ma poi faremo una cosa bellissima con Valerio, lo stiamo progettando, dateci tempo, perché poi ciascuno di voi, di noi, ha la sua vita. Queste sono le parole che mi piacciono di più, cioè la parola sereno, no? Perché perdere nessuna cosa, da una partita a carte o a biglie in spiaggia, soprattutto perdere sempre come noi nel Napoli, poi ti scoccia, però non deve giustificare né cose al fuori dalle righe, ecco, diciamo così, e né comunque un animo mesto, triste, che a questo punto va in contraddizione con quello che è uno sport, no? Che per il fatto di essere uno sport
dovrebbe dare intanto gioia e emozioni. Nella vittoria ti dà anche felicità, però gioia e emozioni te la dovrebbe. Questa è stata la relazione che ha reso tutti infelici. La gioia e le emozioni. Quando io vi ho detto, io guardo la partita con una grande attenzione, ma anche gioia e emozione, pur sapendo che Napoli non vincerà lo scudetto a fine anno, che non è una contraddizione. È una libertà di non essere stato strumentalizzato nel corso degli anni. E io ho detto, guardatevi le partite con gioia e emozione, godendovi anche il sorriso di un giocatore che aiuta un compagno o un avversario a rialzarsi dal campo. E invece noi abbiamo creato una narrazione che se tu non vinci sei un fallito, sfigati, è fallita la stagione là. Allora dice, anche tu a volte dici no, perché io la guardo in prospettiva con la prossima. Non con la mia preoccupazione è sempre legata, diciamo, questa cosa qui mi preoccupa perché poi l'andamento sarà così e quando la gente si sveglierà, colleghi, dalle nuvole, cadrà dalle nuvole, ma che possibile? No, sarà questa crepa di oggi che io entrerei da oggi a giustificarmi questo calo. Io stetti tutto un'estate a dire a un noto collega più importante, gli fornivo dati, statistiche, siamo in Europa League, non lo nomino, siamo in Europa League, attenzione, abbiamo fatto 35 punti, siamo arrivati sesti, il girone di ritorno non va bene, abbiamo diminuito questo con amplificazione meno T, e lui siamo secondi per distacco, 24 punti nel girone di andata l'anno dopo, tutti caduti dalle nuvole. Per me i campanelli di allarme erano suonati prima. Questo non mi rendeva infelice né nei 35 né nei 24, però devo essere onesto nell'analisi, perché io la sfida la faccio col campionato, cioè campionato, tu mi sfidi, vediamo se mi fai fesso, tanto non devo prendere soldi, non devo dimostrare niente a nessuno, è una sfida tra il campionato e me, lui ha tutte le carte, perché già conosce tutto il campionato, già quindi è una sfida intellettuale la mia, non diciamo polemica. E mi sono messo per anni a servizio di colleghi che prendevano quello che gli faceva comodo e quello che gli faceva comodo. Però, per esempio, ecco quest'anno, poi lo vedremo, che per me ci sono dei campanelli d'allarme che mi preoccupano, che possono essere immediatamente raddrizzati, attenzione, Giuntoli è bravo con certe cose societarie, però ci sono i campanelli d'allarme, Poi non cadiamo dalle nuvole l'anno prossimo, se dovesse, attenzione, nessuna Cassandra, però ci sono dei campanelli di allarme che possono essere immediatamente stoppati, corretti con appunto delle azioni di correzione opportune. Però li devi sentire, dici, occhio, c'è un campanello, occhio, dobbiamo intervenire. Siamo intervenuti. Se invece dici no, distacco, siamo cose raggiunte, poi il campanello non è più un campanello, quello dici, guarda, io ti avevo avvisato però. Però tutto questo non significa diventare incazzusi, per questo mi spaventa quando difendono obiettivo raggiunto, silenzio, allora, non fate nessuna critica. Tra domani e dopodomani io mi cospargo il capo di cenere perché l'ho proprio trascurato, però non ho trascurato perché sto facendo qualcosa di impossibile. Ma tieni il che fare incredibile, non lo so. E tra l'altro mi fermano, sto facendo un miracolo di un momento di crisi, perché sarebbe molto più facile adesso non solo fare i video ma avere spettatori più facile e più economico, però la priorità era questa qui e tra l'altro si sono moltiplicate le serate, si è tornati a scuola, il rapporto con i ragazzi è bellissimo. Ho incontrato tornando a casa una giovane collega che non ho mai visto, l'ho vista, mi ha visto lavorare l'altra mattina e mi ha detto, è molto più giovane di me, beata lei, ha detto, ma tu hai una carica con i ragazzi incredibile. Ho detto, io stavo lì a guardare, ma da dove li motivi, e questo per me è prioritario, no? Però sì, c'è Batman Morricone, l'ho visto, multiverso, multiconfuso, li aspettate, li meritate, siete nei miei pensieri. E quando si sbaglia, perché comunque è un errore da parte mia, non si può far passare questo tempo, si fa solo una cosa: scusa, è stata colpa mia, come posso far per rimediare? Facendo il video. Ve l'ho insegnato io e quindi lo dico. Scusa, è stata colpa mia perché non è colpa di nessuno, devo cercare di rivivere, come posso rimediare? Facendolo e sarà vostro. Promessa, e la manterrò. È stata colpa mia, sorry. Meraviglioso. Guido, ultima domanda e poi c'è un messaggio che mi piace proprio per chiudere. Le aree tecniche non esistono più, pure ho notato che se ne vanno un po' in giro. Senti, una cosa, una domanda intelligentissima, perché quanto siete bravi.
una cosa che mi ha sempre affascinato è che fateci caso, no? Come quando io vi ho detto, ho cominciato a fare tutti gli scorsi centimetri delle linee. Sono tutte diverse, stai dicendo? Bravo, nell'ultima trasmissione un certo punto che le bisettrici ho detto perché l'area piccola è 5,5 metri, prima mai si sono sognati. Sono tutte diverse, ci sono in alcuni stadi dove sono larghissime, profondi, alcuni che sono un fazzolettino, in alcuni dove sono molto lontane da quella del tuo collega allenatore, in alcuni dove l'altro po' ti dai la mano. È Una cosa che vero. mi affascina, e ovviamente poi in base alla partita, ma anche ovviamente alla personalità dell'allenatore di turno, perché poi Ancelotti non è Mourinho, e non è, attenzione, una critica, nel senso che Ancelotti lo conosciamo come Zeman, è di una calma serafica incredibile. Mourinho, se potesse entrare in campo e giocare lui, lo farebbe, cioè, sì, è vero, e qui nell'ironia, che bello averla tra di voi, però andrebbe introdotta poi l'altra tematica, che poi ci sono dei direttori, dei quarti uomini che sono fizzosi e permalosi, degli altri che capiscono e chiudono un occhio, anche lì, no, la famosa oltre che trasparenza, uniformità, no, di giudizio. Questo termine meraviglioso, non significa nulla, però è una giusta osservazione. Anzitutto bisognerebbe, come nel calcio le aree, perché sono uguali, non trovo giusto che ci sono alcuni stadi dove sono nettamente più grandi ma molto molto più grandi vabbè, in alcuni, diciamo, hanno la possibilità perché c'è più spazio, no, ma in alcuni sono più larghe, e il campo quello è, cioè non solo perché chiaramente l'Olimpico, avendo tantissimo spazio tra le tribune e il campo, ancora di più del San Paolo, rispetto allo stadio di Venezia, però i 100, vabbè, tranne il Camp Nou che è il campo di Olli e Benji, 220 no? Però questa puntata la fece di Valerio, tutta farina del suo sacco, non gli dissi nulla, e fu bellissima, intelligente, e fateci scherzare però, ragazzi, perché so che pesantezza. Diciamo, sappiamo che il campo di calcio va dai 60 e 90 per quanto riguarda la larghezza, ai 90 e 120 per quanto riguarda la lunghezza, e il campo internazionale non può essere più piccolo di 105, di solito è 65-105 col San Paolo che è 110, però diciamo il 105 la lunghezza, quindi 105 per tutti i terreni, quindi non si giustifica. Vedete quando domande apparentemente semplici vanno a toccare un aspetto che diventa complessissimo, quante domande non vengono fatte e quante curiosità e motivi di crescita voi non avete per colpa delle solite. Ma ti hanno rubato la macchina, è cambiata la tua idea di Napoli, che ce frega? Sì, ma pure questa emozione Mourinho, ma che emozione hai provato quando lo stadio, ma che, cioè, veramente, io chiudo con questa, Guido, che mi piace assai, perché mi piace assai. Mario ci dice: spero che la Salernitana si salvi per 3 motivi: 2 squadre campane in A 2 stagioni consecutive, superare queste rivalità regionali inutili e dannose. Nicola mi sembra una brava persona, che fa il paio con quello che dicevi a inizio del tuo intervento. Sì, tra l'altro io l'ho conosciuto molto prima della, chiedo scusa Nicola, ma è di dominio pubblico, la sua tragedia familiare, quindi il mio, diciamo, la mia impressione, voglio dire, innamoramento sportivo, e non era neanche condizionato da quella che poi è stata veramente una tragedia, dove tu ti fai solo piccolo piccolo, perché sono questioni, insomma, nessuno di noi si dice, no, che non è giusto che i padri vedano morire i figli, cioè, se l'ordine dell'universo va come deve andare, c'è un suo. È un'osservazione, un auspicio di una intelligenza che sottoscrivo, a cui però aggiungo: sì, noi dobbiamo eliminare i bifolchi dagli stadi e dalle trasmissioni TV, perché non è giusto, dice, non è facile, non si fa in una sola stagione, ci vuole la volontà da parte di molti, non di tutti, perché è impossibile, di molti, però la sottoscrivo, ed è assolutamente assurdo, perché la rivalità sportiva ci può essere, c'è anche il sale, però noi abbiamo troppi bifolchi, oltre che violenti, proprio troppi bifolchi, e non va bene, no? Quindi vanno ripuliti.
perché in questo momento non cantiamo vittoria, come diciamo, se lo sta meritando sul campo. Guido, ma tu avevi detto no, attenzione, perché aveva avuto le 2 partite di squalifica, ridandogli quelle 2 partite con 6 punti in più, innanzitutto non erano 8 ma 11 nel girone di andata, perché io so che io ho detto perché sono dei gironi perché non te lo fai a Guido no, perché se io non ho la marchetta di turno, che sono amico del procuratore, no. Quindi sottoscrivo questa cosa qui, ma la sfida che non è di Valerio, non è di Guido, non contiamo un cacchio, non siamo in Lega, non siamo nel consiglio di amministrazione, cioè, è che va ripulito quell'ambiente. Quest'anno ci sono stati, anche prima della partita, dei messaggi contro la città, di una violenza verbale totalmente ingiustificata, non va bene, sembra proprio ingiustificata civilmente. Cioè, tu puoi dire Insigne sei uno scapocchione o insulti per tutta la partita, perché ci può anche essere la pressione psicologica di farlo, ci sta, non è proprio, diciamo, il massimo del tifo, ma si è andato oltre, no? Però aspettiamo, perché Nicola è un uomo molto intelligente, l'ha detto, attenzione che noi abbiamo meritato, adesso viene la vera salvezza, quello che avrei detto pure i miei giocatori, però la stiamo pagando, nel senso, questa rincorsa, queste partite da recuperare là, ma è un dazio. È chiaro che loro hanno la possibilità di pareggiare col Cagliari e vincere le altre 2, si salvano. Io da spettatore terzo non dico nulla, perché se no dice gli hai portato per ora se lo meritano. Una cosa è, per me il Cagliari era scarso, andatevi a vedere la puntata quella Lega, non ci ha mai creduto, ho detto non è un maestro Mazzarri, fu detto in una trasmissione, vi dico io quale sarà la squadra. Ogni affermazione merita rispetto e sono tutte sullo stesso piano. Io mi ero espresso culturalmente, prendendomi i miei rischi, no? Detto, non mi convinceva, non mi piaceva come gioco e non mi piaceva come era allenato, e non mi convinceva. Mazzarri è stato esonerato. Mi sembra un allenatore che non si è aggiornato. Ok che hai salvato la regina 16 anni fa. Significa, ragazzi, nel calcio, che se tu, ragioniamo bene scientificamente, se un giocatore è bravo, ha i geni buoni dei genitori, è stato anche fortunato di non avere grossi infortuni, può avere una carriera lunghissima che di 18 anni, casi eccezionali, Maldini, cosa 20 anni, ma stiamo parlando di leggende, no? Quindi mettiamo 18-19 anni. Aver salvato una squadra 16 anni fa significa che i giocatori a inizio carriera di quelle generazioni hanno finito già la carriera o sono all'ultimo anno, quindi quasi tutti i giocatori non ti conoscono, non mi frega niente, non hai un potere contrattuale emotivo, io ho salvato, sì, hai salvato, però nel frattempo sono successe queste qua, cioè, ragioniamo quadridimensionalmente, ormai è un tormentone. Sì. Nessuno toglie i meriti a quello più quello che è quello, però bisogna anche vedere temporalmente quando vedi Valerio, quando è accaduta una cosa e quante cose sono successe in giro per l'Italia, no? E quindi adesso tu puoi avere un allenatore che è più credibile da un punto di vista proprio emotivo e a chiederti delle cose, a farti fare dei sacrifici, è un allenatore che non mi convince, perché ricordiamoci sempre, sono ragazzi, c'è Mertens che adesso il vecchio, Ciro l'anziano, Ciro il vecchio, è ancora più non è che oggi ha fatto il compleanno, non mi ha raggiunto, non ti ha raggiunto, guarda, ti do sta brutta notizia, non ti ha raggiunto, è sempre più giovane di me, anche se c'è il bimbo in braccio, incredibile. Anche che video meraviglioso, oh mamma mia, che video. Sono stato lungo, chiedo scusa ma per Claudia, carità, se ho usurpato questi minuti dopo la live di Valerio. Le rifaccio, anche se non la conosco personalmente, i complimenti, le faccio un grosso in bocca al lupo, direbbe Paolo Sorrentino, non ti disunire, ci sta bene, perché la vedo una ragazza con delle qualità umane e professionali, e quindi merita di fare un bel percorso e di dare qualità all'ambiente napoletano, perché lo merita e perché dobbiamo incominciarlo a pretendere. Siccome Guido si divide tra altre cose, non contate su di me, vedete, invece contate su questa generazione che tra l'altro è molto più giovane di me, può dedicare più tempo,
può andare, a me comunque non farebbero entrare in conferenza stampa, no? Perché io no, quello subito dice un numero che noi non conosciamo, quindi c'è la faccia, sai, come nel film di Oliver Stone, Persona non grata, no? C'è proprio la faccia persona non grata. Sì, ma nemmeno i gol subiti. Va bene, Guido, mamma mia. Guido Gentile, io ti ringrazio tantissimo, non ti disunire, vedi, se qualcuno c'ha qualche like residuo per arrivare a 2,50, io oggi una lo chance metto, a mettere. Valerio, oggi lo metti? Sì, e ti chiedo scusa, ma penso No. che lo sentirai, perché lo metto con la presenza dell'ottima Claudia, e non perché alla fine ho rovinato col mio faccione, perché mi sento umanamente di metterlo, perché è stato mi sono divertito, mi sono appassionato, ho trovato delle analisi corrette, e quindi il mio, per una volta, quando ci sarà, quando non ci sono io, è giusto che io possa contribuire se ho gradito o meno. Quando ci sono io mi sembra un atto è com'è che quel meme che hanno detto non ti ingolosire, ecco. Se no poi Valerio mi viene e mi scrive non ti ingolosire, che ti metti il like a te stesso, no? Quindi oggi non lo metto perché mi sto ingolosendo, ma perché è giusto gratificare il lavoro di Valerio, di tutto il suo staff, di Polli, di Rita, di Fabio, di tutti, e dell'ottima Claudia, che è stata fino all'ultimo residuo di batteria eccezionale, cioè, fatto spegnere il sole. Come che ha detto, non mi sono neanche cambiata, lo stesso outfit della conferenza, deliziosa, semplicemente deliziosa. Che belle persone, ce ne siano di più così nel mondo del calcio. Un saluto a tutti. Un abbraccio a Guido Gentile. Signore mie, signori miei, siamo arrivati alla fine, è stata più lunga di quello che pensassi. Bello, le amiche belline forse non si sono ingolosite, ma si sono intimidite, non lo so, magari non avete Telegram, magari dice ma senti, non voglio apparire, ed è giusto, ed è legittimo la vostra scelta. Per me l'importante è che siate sempre comunque presenti, come spunti che mi date, come domande, come commenti e tutte le cose. Non ci ingolosiamo, lasciamo degli ultimi like per sfizio. Buonanotte a tutti. Domani c'è la partita, io farò in modo, magari me la recupero, ma non live niente, perché non c'è il che fare pesante. Ma domenica chi lo sa, domenica potrebbero succedere delle cose, quindi grazie ancora. Mi raccomando, e se avete dei commenti finali da scrivere, scrivete, perché poi è capace che qualcuno li leggerà, perché questa è stata una puntata importante. Non sottovalutate questa puntata, perché sono successe delle cose, sono state dette delle cose veramente importanti. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel